Il destino di Enrico sembra segnato fin dalla sua nascita. Nato a soli 19 giorni dalla presa del potere di Benito Mussolini, vede la sua gioventù interrotta, come quella di molti suoi coetanei, dalla campagna di Grecia. A 18 anni parte per Atene, dove per la prima volta vede all'opera i militari nazisti, attrezzati, precisi, efficienti, ma anche ubriachi, rabbiosi, vendicativi. Quando all'indomani dell'8 settembre l'Italia rompe l'alleanza con Hitler, sono proprio quei temibili soldati a caricarlo su un treno insieme ai suoi commilitoni. I vagoni sono stipati, poco o nulla da mangiare e bere, un viaggio di 3 settimane. Dopo i lavori forzati a Ingolstadt e una condanna a morte scampata a Buchenwald, nell'ottobre del 44 Enrico arriva a Dachau, dove imparerà la lezione più dura della sua vita. L'orrore non conosce limiti. Nel campo la morte è il pane quotidiano, un incubo con cui si è costretti a convivere, e Enrico lo sa meglio di chiunque altro. Lo hanno arruolato nel Sonderkommando, un'unità di internati destinata a sbrigare il lavoro di cui neanche le SS si vogliono occupare. Enrico trascorre i suoi giorni a Dachau raccogliendo cadaveri nelle camere a gas, per poi portarli ai forni crematori. Carica corpi senza vita e poi ne recupera i resti carbonizzati. I suoi ricordi sono la viva testimonianza della Shoah, un massacro che ancora oggi qualcuno ha il coraggio di negare. Enrico è sopravvissuto a quell'orrore, ma per 60 anni non ha mai parlato di quella terribile esperienza, né alla moglie né ai figli. Ha iniziato a farlo nel 2005 e da allora racconta instancabile il suo inferno. Buonasera a tutti, siamo felici, anche un po' stupiti di vedere un pubblico così numeroso, però pensiamo che il motivo sia l'importanza della testimonianza che avremo modo di sentire stasera. Abbiamo ospite Enrico Vanzini, che non starò qui a presentare a lungo, perché quello che è importante che sentiamo stasera è la sua storia. La sua storia che inizia dall'8 settembre del 43, quando è in Grecia con l'esercito italiano. Con l'8 settembre 43 cosa succede, Enrico? Allora, io dico buonasera a tutti e grazie che siete venuti in tanti. E quindi io nel 1943 ero in Grecia, ho fatto un anno di Grecia e sono andato nel 1940 in Grecia, quindi avevo 18 anni che sono stato chiamato alle armi, sono andato in Grecia. Di là io ero pronto per partire per la Russia, ma è stata una cosa un po' inopportuna perché mi hanno portato all'ospedale con l'appendice, così la Russia l'ho evitata. Però mi hanno spedito in Grecia. In Grecia c'è il mio reggimento e l'artiglieria motorizzata. Là nel 1943, quando Mussolini è andato giù al potere, cosa hanno fatto? Ci hanno presi di sorpresa, ci hanno messi tutti segregati nelle caserme, eravamo in 3 o 4 divisioni italiane là, non una sola, e ci hanno presi tutti, ci hanno portato via armi, munizioni, tutto ciò che avevano bisogno di portare via, ci hanno lasciati con niente, solo per dei viveri per circa 4-5 giorni. E là, dopodiché, una domenica di mattina, ci hanno messi incolonnati e ci hanno portati alla stazione di Atene. Là alla stazione c'era una tradotta di circa 30 vagoni bestiali e un comandante della Wehrmacht ci ha, per via del megafono, ci ha chiesto: italiani, se volete entrare nell'esercito della Wehrmacht
e vi porteremo in Italia a trovare anche i vostri genitori, i vostri amici. Fate un passo avanti, nessuno si è mosso. Allora loro indignati proprio erano fuori di sé, cosa hanno fatto? Appellati nel sedere, ci hanno buttati su sui lavori, là ci hanno chiusi dentro, ci hanno messo i fili spinati dove c'erano quelle feritorie, dove anche le bestie respiravano, e là in 60 persone per lavoro. E là cosa hanno fatto? Ci hanno chiusi dentro come bestie e ci hanno dato 2 borracce d'acqua in 60 persone. Ma cosa si faceva? Come si poteva sopportare tutta la giornata e tutta la notte che si beveva? Soltanto il tappo della borraccia è un tappo così, voi sapete più che altro com'è. È al mattino o verso mezzogiorno, uno verso sera e uno chi aveva proprio bisogno durante la notte. Un tappetto là, quindi solo per tenere, diciamo, la bocca un po' umbria, che non seccasse. E là ha cominciato a incamminarsi alla sera della domenica e il credo ha cominciato a inviarsi. E siamo andati, chissà, la destinazione non lo sapeva nessuno. Chi diceva che si andava in Polonia, chi diceva che si andava in Belgio, chi diceva che si andava a Monaco, e infatti l'anno dopo 20 giorni di cammino si camminava magari 20-30 km e poi si fermò sui binari morti perché bombardavano, perché le linee erano interrotte, e là si doveva stare fermi anche 2 notti, 2 giorni, aspettare che riprendevano le linee, e là si cercava l'acqua, più che il cibo, l'acqua, perché era il mese di settembre, alla fine verso il 10 settembre era caldo ancora, e là l'acqua, se mancava l'acqua è peggio che mancare il cibo, e allora si cercava l'acqua. E là cosa facevano? C'era l'acqua che portava dai rubinetti delle stazioni, andavano a prendere con le borracce, pensando che non la davano a noi, e venivano là per darsi e poi la buttavano via. La sete aumentava ancora di più facendo un atto simile, e quindi si soffriva. Là tra il caldo che c'era dentro a questi vagoni di legno, che il legno porta anche calore, e là si doveva fare tutto ciò che il corpo ha bisogno, tutti su quei vagoni. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato durante il cammino del treno col rumore che non si sentiva, coi tacchi delle scarpe su un angolo dove abbiamo trovato che c'era il legno un po' già malandato, e si è spaccato un pezzo di legno che a manco non c'era, non si poteva fare tutto ciò dentro il vagone, che era un'indicenza. Chi sopportava? E la buona fortuna che non sono mai venuti a visitare dentro, perché sapevano che era una cosa indecente e i tedeschi non venivano dentro. E quindi, perché se sapevano che abbiamo fatto tanto simile, ci fucilavano tutti, perché là non esitavano tanto. Uno che faceva una maratella subito al muro, vedete, e là abbiamo fatto 20 giorni. E dopo 20 giorni siamo arrivati alla stazione di Monaco. Là come siamo arrivati ci ha fatto scendere tutti, e là c'era gente che aspettava che arrivassero per portarsi ai lavori. E allora facevano i gruppi, 10, 20, 30, secondo quello che avevano bisogno, e si andava a lavorare nelle fabbriche, nelle fattorie, sui campi, dove avevano più bisogno. La maggior parte era nelle fabbriche. Io mi ho preso fuori una ventina, tra italiani e anche gente straniera, esteri, e di varie nazionalità, e ci hanno portati a Ingolstadt in una fabbrica. Con lei c'erano altri 2 italiani, buona fortuna, che si poteva dialogare, si poteva parlare, si poteva dire del più del meno, vedete. E quindi ci hanno portati in questa fabbrica. Questa fabbrica era una fabbrica dove facevano i Panzer
i carri armati facevano tutto lo scheletro, non che si finivano là, facevano lo scheletro di questi carri armati sotto sempre al dominio c'erano 2 o 3 tedeschi in borghese che ci facevano insegnare e bisognava stare attenti perché se sbagliavi avevi le tue e poi non ti davano neanche una patata a mezzogiorno, ti facevano saltare in testa. Si doveva imparare e là si lavorava dal mattino alle 7 fino alla sera alle 7 e poi c'era il turno della notte. E la fabbrica era sempre in funzione, avevano bisogno armamenti di mandare ai fronti. E allora in questa fabbrica, no, io sono stato 1 anno. Con noi in questa fabbrica lavoravano anche 30 ragazze russe, prese, diciamolo che le hanno prese durante le sue scorribande che facevano i militari tedeschi, come uscivano da un posto, li prendevano e li portavano via, sequestrare come sequestrare una persona. E là c'erano ragazze di 17 anni, la più vecchia avrà avuto 24-25 anni, e lavoravano a fare le bombe a mano, vedetelo, quelle bombe col manico tedesche. E là si lavorava come noi, avevano lo stesso trattamento, eppure che erano donne. Quindi vivevano dove si viveva noi, solo che da una parte c'erano delle baracche nostre, dall'altra no, hanno messo una rete per dividere, perché non c'era abbastanza posto, di dividere, dall'altra parte c'erano 5-6 baracche o 7 delle donne russe e hanno messo questa rete con la corrente che nessuno poteva cavalcare per andare dall'altra parte. Quindi i tedeschi sapevano cosa facevano. E quindi là io sono stato 1 anno. Avevamo il compito dentro là, quando aprivano i cancelli, che c'erano i bombardamenti, che c'erano le allarmi perché c'erano incursioni aeree, si andava di fronte a noi, dalla fabbrica, c'era la caserma della Wehrmacht, non dell'SS, della Wehrmacht, militari come noi. E là cosa facevano? Quando c'erano questi allarmi si doveva andare con loro, che uscivano dalla caserma, che portavano via quasi tutto perché avevano paura dei bombardamenti e là avevano tutti i carri armati, pezzi di artiglieria, munizioni, cercavano di portare via più che potevano. E noi si andava con loro a 20 km di distanza. Quindi, e là c'era un paesetto e c'era tanta campagna, c'era tanta vastità di terreno. E là c'era una pineta che quando che non c'era diciamo la guerra facevano legnami e pensate che Hitler ha saputo che c'era questa pineta, ha sospeso di fare i legnami e ha lasciato che i pini venissero una certa grossezza e l'ha fatto tutti i camminamenti per entrare con le macchine, con i cosi della Wehrmacht, cioè come una cosa, come un rifugio, perché se dovesse avere un ricognitore sopra, guardando con le foto, non faceva altro che fotografare fili, non vedeva niente sotto, vedetelo. E noi, io con i miei 2 amici, siamo anche noi andati 2 volte 3 e là. E dopo è stata una domenica, c'è stato un grande allarme. Io ho detto, io non ci vado più dentro qua, perché se c'è una spia, che durante le guerre ci sono, se c'è una spia che porta un ordine, che qua c'è tutta questa cosa, viene fuori un massacro, io non ci vado più, vado in aperta campagna, noi si poteva andare dove si voleva, però quando c'era cessato l'arma bisognava tornare in fabbrica, perché là avevano tutte le annotazioni come le carte d'identità. E allora se tu non entravi nel tal dato termine, ti mandavano la Gestapo in giro, in borghese, e quella era
gente che non perdonava, era già l'SS borghese, quindi bisogna stare molto attenti. E quindi noi siamo andati a circa 1 chilometro in aperta campagna, là c'era come un ponticello che passava un rio, quando che facevano, davano l'acqua ai campi, passava e sopra passavano quei vagoni che portavano la terra da una parte all'altra. E là siamo messi là sotto perché ho detto se c'è un bombardamento, i detriti, tutti i sassi e cose, se ti prendono, ti uccidono, e invece sotto là era un riparo. E siamo stati là, ha cominciato a bombardare. Là era un disastro. Io ho guardato fuori, lì nascosto proprio nel momento, ho visto neanche il sole, c'erano bombardieri che coprivano il sole, ha cominciato a bombardare, venivano giù le bombe, una vicino all'altra, e noi ogni bomba che cascava saltavi 40 centimetri la compressione d'aria che c'era, una paura. E quindi siamo stati là fino a quando sono andati i 60 anni, ho detto ragazzi andiamo via, dobbiamo andare là perché dobbiamo tornare, e se no noi a piedi non possiamo, potevamo tornare, bisogna andare ancora con i militari. Vado là, la pineta mezza distrutta, là c'era un massacro, io ho guardato, ho detto non ce la faccio a guardare, vedere gente massacrata, gente con le braccia tutte via, ma una cosa inaudita. Io non sono stato capace di guardare, la Croce Rossa che correvano, insomma è stata una carneficina. E là c'erano 2 o 3 pompieri, ho detto ma andate verso l'Ingolstadt, mi ha detto di sì, perché la caserma era in fiamme. E allora ci siamo montati con loro e ci ha portati fino a là. La caserma era distrutta e la fabbrica che era là a 2 passi, dall'altra parte della strada non c'era più niente. Ho detto ragazzi cosa facciamo adesso? Quando non c'è più nessuno, chi ci darà un pezzo di pane a mangiare? Dove ci porteranno poi a lavorare? Chissà dove? E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di tentare la fuga. Abbiamo tentato la fuga, siamo andati dentro nella fabbrica come si poteva, siamo andati dove c'erano le cucine dei capi, abbiamo preso quel poco che si è trovato, c'era tutti i pezzi di pane rotto, le scatolette, è stata bombardata, quel che abbiamo potuto trovare l'abbiamo messo in un zainetto e alla sera abbiamo pensato di camminarci. Allora, cosa facevamo? Non c'era né una bussola né una carta tipografica. Come si faceva? Perché si viaggiava di notte. E allora ho detto, c'è una strada maestra che veniva giù dal Belgio, che proseguiva, andava giù fino in fondo dove c'era la frontiera tra la Germania e l'Austria. E allora ho detto, questa strada si sente le macchine, si segue il rumore delle macchine, e c'era un rio vicino, ho detto l'acqua non va in su, l'acqua va sempre in giù, perché non può andare in salita, andava sempre in discesa, e quindi ho detto va verso il sud, e quindi abbiamo seguito questa pratica, e alla sera abbiamo cominciato a camminarsi, e difatti abbiamo fatto 15 giorni. Per 5 o 6 giorni c'era qualcosa nel zaino, si mangiava, e dopo cosa si mangia? E allora si andava a rubare le patate, si pulivano dentro a quel fosso, patate crude, e si mangiavano così, dove c'era fatto la coltivazione delle carote, e allora tutte le carote che erano guaste le lasciavano sul terreno, noi si andava là a portarle via, e abbiamo riempito il zainetto, e dopo c'erano i crauti, si mangiava il cuore del crauto che era più tenero, e eravamo diventati come i conigli, ma il corpo per 15 giorni ha sopportato, e dopo abbiamo dovuto cedere. Ho detto ragazzi, io non ce la faccio più, qua ci viene il disinterismo, come si chiama,
è disenteria, perché ho detto mangiare quella roba, si sentiva il corpo che ormai non si va più neanche quello, e allora siamo andati su un'aperta campagna di notte, c'era una luna che si vedeva lontano e vedevo da lontano, ho detto ragazzi là c'è una capanna, ho detto bisogna andare vicino dove ci sono le case per vedere se ci danno un pezzetto di pane, se no qua moriamo. E infatti siamo andati là come i gatti, bisogna stare attenti perché c'era la Gestapo in giro, e allora si sentiva parlare, bisbigliare, ma non si capiva niente. E dopo ho detto stiamo qua, vediamo se esce qualcuno. E infatti viene fuori una ragazza, si accende la luce, viene fuori una ragazza con un secchio che andava a prendere l'acqua al pozzo che era vicino. E io ho detto qua bisogna chiamarla. E allora ho chiamato in tedesco, ho detto sì, Fraule, ha detto lei non ha mica detto niente, ha guardato in giro ma non ha mica parlato. E dopo ho detto signorina, allora ha detto ma chi siete? Siete italiani? Ho detto sì, no. Allora ha detto ma come mai? E gli abbiamo detto 4 frasi così, tanto per fargli capire il perché eravamo là. Allora mi ha detto vado a dire a mio nonno di preparare qualcosa, quando vi faccio segno vedete. E noi, dopo 5-10 minuti, ci ha fatto segno di andare là, siamo andati là. E chi abbiamo trovato? Altro che il nonno. Là c'erano 2 della Wehrmacht col mitra, 2 tedeschi. Come siamo andati dentro, ci hanno dato il calcio nel mitra sulla schiena, ci hanno buttati a terra e poi ci hanno legati come salami. Questa era una spia italiana. E quindi, no. Quando che ci hanno messo là vicino al camino e loro là stavano mangiando e bevendo e poi venivano là col piatto sotto al naso per farsi sentire che mangiavano polenta e spezzettino, loro e bevevano e noi eravamo là pieni di sete, di fame, e anche legati come salami là, e io ho detto guarda, ho detto sei un'italiana ma sei una donna di non essere italiana, ma tu sei una donna di mettere al muro. Ho detto perché pensate, guardate che noi siamo anche noi italiani, non siamo né tedeschi né francesi. Ho detto e tu una connazionale ci ha fatto questo, verrà anche il tuo momento, gli ho detto, e lei si è messa a ridere, ha detto a me non mi importa, perché i tedeschi non capivano quello che dicevo. No, lei parlava in tedesco lei, e quindi ha detto io non mi interessano i soldi, e quindi lei prendeva i soldi dai tedeschi. Così al mattino ci ha portato a Monaco. Là a Monaco c'era la Gestapo, c'era la polizia italiana, là ci ha preso, ci ha manettato tutte e 3, ci ha messo anche su una catena lunga così sulle caviglie e ci ha portati siamo andati a Buchenwald, siamo portati a Buchenwald. Là siamo entrati nel campo della nazione, ci ha portato sopra dove c'erano gli uffici, si attendeva il comandante del campo e insieme all'interprete, perché doveva parlare in italiano. E quindi l'interprete che parlava in italiano, noi abbiamo spiegato come è stato il fatto e lui ci ha spiegato il comandante. Lui il comandante non ci ha creduto tanto e allora per un po' ci ha lasciato parlare e dopo tutto un tratto ha dato 4 pugni sul tavolo, ha cominciato le predicazioni in tedesco che io non capivo niente, ho capito solo che a fine alle 4 ha detto di preparare un plotone di esecuzione. Lui li ha tenuti come sabotatori e per i sabotatori c'era la fucilazione immediata. Quindi noi dovevamo essere fucilati alle 4. Ci ha messo dentro il buche e si aspettava l'ora. Era 3:30 circa e sento dei passi, ho detto ragazzi, qualcuno viene a portarsi via. E infatti è venuto questo interprete e ci ha detto venite con me. Siamo andati fuori e vedo che c'è una fila
di militari con il mitra pronto, tedeschi della Wehrmacht. Ho detto, mamma mia, io quando ho visto così mi è venuto una cosa dentro di me, mi sentivo il cuore che mi battevano. E dopo ho detto, ragazzi, ormai la morte è vicina, abbracciamoci, ci siamo abbracciati, baciati insieme, eravamo diventati come fratelli. E infatti ci ha preso un tedesco, ci ha portati dove c'erano 3 paletti e là dovevamo essere legati per fucilarci. No, io dico la verità, quando che mi hanno portato là, che stavano per legarmi le mani, sono cascato, cioè le gambe non sentivo più, come, mi è venuto come un svenimento. E allora, intanto che il comandante là, che doveva dare l'inizio per fucilarsi, aspettava. In quel mentre è arrivata una macchina a tutta velocità, era il comandante del campo, che è andato a informarsi se veramente noi eravamo scappati, cioè che eravamo in questa fabbrica. E gli hanno detto di sì, perché là c'erano tutti i documenti, no? E allora ha detto no, che io vi ho creduti sabotatori, ma siete lavoratori. Allora mi ha eliminato la fucilazione. Quindi siamo anche stati un po' sollevati. E ha detto, per polizia non dovete andare nei campi di sterminio. E allora chi sapeva cos'erano questi campi? E allora cosa ha fatto? Ci ha preso, no, e uno è rimasta a Buchenwald, ci ha divisi. Io sono andato da capo, l'altro è andato a Lisse giù ai confini tra l'Austria e la Germania. Quindi non ci ha dato la possibilità di poter essere insieme per confabulare qualcosa insieme. Lui ha detto li divido, così no, uno va per conto suo. E quindi io sono andato a Dachau. Dachau è a 15 km da Monaco in Baviera. Come sono entrato dentro, era adesso le 3:30. Vado là e mi dicono di levare la divisa, avevo ancora la divisa italiana, no? E quindi di levare la divisa, e levo la divisa e mi mandano alle docce. Là vado dentro, mi spruzzano addosso una cosa disinfettante verde che mi bruciava la pelle, e dopo mi ha messo su un angolo e con un getto come quelli dei pompieri, no? Con l'acqua forte, fredda, e là mi hanno lavato. Io battevo i denti perché, caspita, là al mese di ottobre comincia il freddo, il novembre comincia la neve, no? E quindi io prendo, ho detto, adesso cosa faccio? Tanto di me ho detto, cosa faccio? Allora mi hanno detto di andare al reparto vestiari, pensando che mi davano qualcosa di vestirsi. E cosa mi danno? Un barettino così di tela, una giacchettina che si vedeva la luce dall'altra parte proprio come garza, un paio di pantaloni di quelli a righe celeste e bianche, e un paio di zoccoloni così. Ho detto, ma caspita, questo qua no, è il piede di San Carlone, ho detto, è un piede così, come faccio a portarli? E allora li metto su e dovevo strascinarli, perché se io li portavo li perdevo, mi veniva fuori il piede e mi venivano tutte le fiamme sui piedi con questi zoccoloni di legno e con questa roba leggerissima. E ho detto, adesso viene l'inverno, se non mi danno qualcosa, qua si muore del freddo. E quindi mi portano, là mi danno il numero, no, avevo 123.343, e mi danno un triangolo colorato, che questo triangolo significava la nazionalità che eri. Ogni nazionalità aveva un triangolo differente, come si chiama? Gli ebrei avevano la stella di Davide, quella sul petto. E quindi là mi prendono e mi portano, era verso sera, mi portano dentro questi capannoni. Io ero il numero 8, vado là, e vado dentro e vedo che ci sono i letti a castello a 5 piani. Era alto a 5 piani, senza pagliericci, senza coperte, un ambiente freddo perché non c'era mica né riscaldamento né niente, no? E là si doveva andare su questi, ognuno prendeva il posto che voleva. E allora
Ho detto, mamma mia, e allora cominciamo, 1, 2, 3, 130 persone dentro a questo capannone, e quindi si dormiva uno sopra l'altro, anche per stare un po' caldi, no? Che si scaldavano con l'altro. E là al mattino alle 4 c'era la sveglia. A far cosa? Alle 4. Allora chiamavi magari quello là che hai dormito tutta la notte insieme, sveglia, perché bisogna stare attenti, erano botte, e allora chiamo, non si sveglia più, e dormivo tutta la notte abbracciato con un morto, praticamente, era morto questo qua, non si accorgeva neanche che morivano, come uno che veniva di infarto, e quindi si prendeva magari 3, 4, 5 per capannoni, c'erano 30 capannoni, pensate voi quanti morti si mettevano fuori. No, e allora mi dicevano, il capo mi diceva di portarlo giù, di metterlo fuori. Allora io lo portavo fuori, mi ha detto dai, mi ha detto non così, di cavargli tutto quello che aveva lasciato su con quei 4 stracci che aveva. No, nudi come nel giorno che sono nati là fuori, là pioveva, nevicava, freddo, gelo, stavano là anche 8 giorni. Si andava alla domenica che non si lavorava, ti mandavano in giro con un carro a prendere tutti questi poveretti morti, e andavi là a prendere che sotto andavano in composizione, ne andavo usando in composizione, perché col freddo, col gelo, che tiravi su si attaccava tutta la pelle sul pavimento. Una cosa che io tante volte mi veniva una cosa come vomito, ho detto, ma Madonna, ma cosa mi fanno fare? Senza guanti, senza mascherine, che si prendevano anche malattie, e là si doveva fare e tacere. E quindi lo porto fuori, sto poveretto lo metto là, e io mi ha detto vai fuori a prendere il tè, che era le 5. Vado fuori per prendere il tè, ci sono 2 bidoni grandi, e guardo, ma che razza è un tè questo qua? Vede, era acqua verdastra, no? E dopo sopra c'erano questi pentoloni, c'era la schiuma, come quando che l'acqua sta ferma tanto tempo su un posto che fa quella schiuma, quella cosa verde sopra. Ho detto, ma che cosa ho fatto bollire? Erba qua. E io sono andato là quella mattina, era la prima mattina, ma non avevo niente, aspettavo che mi davano qualcosa di prendere questo tè, non ti danno neanche un bicchiere o qualcosa di prenderlo, ma come lo prendi in mano? E allora ho dovuto rinunciare, mi ha detto di arrangiarmi. Ho detto arrangiarmi, ma come faccio a arrangiarmi? E infatti ho guardato e sono andato là per vedere, sentivo un odore, ho detto, ma io quella roba là non l'avevo neanche, ma allora ero ancora in carne, cioè non ero patito, ero appena arrivato, e quindi pensate che mi hanno portato a lavorare quel giorno lì, quel mattino lì, mi hanno tirato fuori col numero, perché il nome non esisteva più, solo il numero, e bisognava imparare il tedesco più presto che potevi, altrimenti erano vergate, e avevano di quelle verde per battere, che ogni colpo ti pelava la pelle, e quindi vado là e mi portano a Monaco di Baviera, a Monaco, alla stazione, a mettere giù i binari, si doveva mettere le traversie e poi fare le linee nuove. E si andava a prendere i binari senza guanti né niente, e c'era la brina su che luccicava, o la neve tante volte, quando nevicava, e dovevi prendere e metterli giù. Io ho le mani, queste mani ormai sono mezzo congelate, vedi, non posso più chiudere, e prima io suonavo il piano, facevo tante cose e ho dovuto sospendere tutto, vedi? E quindi, ad ogni modo, io ho lavorato. A mezzogiorno c'era il pranzo, e io ho detto, ma come faccio a prendere il pranzo? Non ti danno una scodella, niente. E allora sono andato dove c'erano le immondizie, alla stazione dove buttavano tutti i rifiuti, sono andato là, ho trovato una scatola di quelle della conserva da mezzo chilo, e allora c'era tutta la conserva ammuffita, con un dito l'ho pulito perché non ti davano mica niente, guai se prendevo qualcosa,
di nascosta l'ho pulita con un dito e poi sono andato là a prendere quella roba là e mi hanno dato un mescolo di quella porcheria là, chissà cos'era. Io la guardo, ho detto adesso come faccio a mangiarla? Non c'è né un cucchiaio, non ti danno niente. No, ho detto è brodo più che altro, ho detto la bevo. E allora guardo dentro e c'era tutta come la resina spaccata con tutta ancora la rusca dentro. No, e dopo guardo, faccio così con un dito e vedo i vermi che giravano là. Ho detto ma che razza di roba è che mi danno qua, mi fanno morire. E io insistevo, non volevo neanche mangiarla, ma dovevo mangiarla per forza perché non ti davano più niente. E allora no, un po' alla volta sentivano che mi andava giù per la gola tutte queste cose che ogni tanto mi veniva anche da rigettare, a dire la verità, e dovevo mangiarla. E quindi io ho detto, mamma mia, speriamo che stasera per cena mi daranno un pezzo di pane. E infatti dopo 8 ore che si lavorava, si dedicava alla stazione, vado dentro alla sera, vado dove c'erano, come si chiama, i capannoni e mi portano cosa? Mi danno un mescolo di quella roba che al mattino non ho bevuto, quel tè che dicevano che era tè, una cosa con un dado di nostri un po' più grandi, dicevano che era margherina, e una fettina di pane come un cracker, grande così, guardi, ma leggerissima. E quindi la faccio per aprire questa margherina, mamma mia, sentivo come quando che apri il luce delle scarpe e dopo faccio per sentirla, era come il seo delle scarpe, no? Sentivi che ti impastava la bocca, un odore in gola, ti bruciava la gola e bisognava, cosa ho fatto? Mangiare un pezzettino di pane, un po' di quella roba e un po' di acqua, di quell'acqua là che aveva un odore come essere dove c'è il pozzo nero, una cosa vergognosa. E quindi no, o mangiare o soffrire, morire. E allora si doveva mangiare. Io stoppavo il naso con una mano e l'altra mandavo giù quella roba là. E tutti i giorni era sempre beccio, perché ogni giorno che passavo c'era sempre Marco, perché non avevano quasi più niente da dargli. E loro mangiavano e bevevano come volevano. E tu soffrivi e in più dovevi lavorare. E quindi è stato dopo 3 o 4 giorni, no, io una sera non ne potevo più dal male di schiena. Ho detto mamma mia, chissà cos'ho, e faccio per levare la giacchettina e non sono neanche capace di levarla, mi si attaccava sulla pelle e mi sono venuti fuori tutti i foruncoli, sulla schiena, sulle braccia, sulle gambe, e questi foruncoli erano pieni di pus, il sangue si ammalava e cominciava il male, lo sfogo del male. Buona fortuna che mi è venuto fuori, se mi veniva interno io morivo. E quindi questo sfogo mi ha portato tutti il pus che veniva fuori, la giacchettina non potevo più tenerla, se no mi si attaccava, no, e avevo male. Allora il capo mi ha detto di andare in infermeria, quasi avevo suddizione, perché in infermeria se stavi 4 giorni, il 5° giorno, là non esistevi più, ti facevano una puntura e mandavi ai forni crematori, vedi? Non volevo tanta gente dentro che gli dava fastidio. E allora io quando sono andato là ho detto, vedrò, se mi dicono di mettermi su qualche posto non vado. E quindi sono andato là e c'erano questi 2 ragazzotti, tutta gente, ragazzi giovanissimi, che al di giorno andavano a scuola, facevano gli studi, al pomeriggio, comandati da Hitler, erano tutti italiani, stavano là a comandare noi e bisognava stare attenti perché erano peggio di quelli più anziani, perché loro se facevano un movimento non facevano mica tanto esitare, ti sparavano. Quindi io vado là e questi 2 in camice bianco vengono là, non sapevano niente di dottore,
E allora mi hanno detto, mi hanno detto Basis, come dire, cosa vuoi? E io gli ho fatto vedere, mi ha detto di mettersi sul tavolaccio là. Io mi sono messo con la schiena su, aspettavo che mi mettesse una pomata, un unguento, qualcosa. No, e cosa ha fatto? Siamo venuti là, tutte e due, dopo 5 minuti, che ridevano, e io sott'occhio li guardavano. E cosa ha fatto? Avevano dietro alla schiena le mani, quei nervi là erano lunghi 50 centimetri, erano di corame, tutto a nodi, che ti spaccavano la schiena. Ha cominciato a battermi, mi ha spaccato tutti i forunque. Io gridavo, piangevo come un ragazzo e dicevo, mamma, aiutami, io con la tua visione soltanto mi danno un conforto. E poi dicevo, Signore, fa che smettono, perché non ne potevo più, io svenivo dal male, pensatelo. E quindi cosa ho fatto? Mi hanno detto di mettermi già su una branda, là ho detto no, perché sapevano cosa mi potevano fare. Sono andato fuori, mi hanno dato un calcio di serie, mi hanno buttato fuori, là c'era 30 centimetri di neve, mi sono messo con la schiena sulla neve. Perché? Perché non sentivo più quel calore, quel bruciore che mi dava, e mi sembrava con un po' di fresco che io mi sembrava che mi passasse un po', e sono stato là fino a quando che ho cominciato a riprendere un po' anche i sensi, e dopo sono andato per andare dentro la baracca e era chiusa, perché alle 7 quando si usciva chiudevano, fino alle 7 di sera non aprivano più. Ho dovuto star fuori sotto alle intemperie, sotto la neve, fino alla sera. Non ne potevo più, sono entrato e mi sono messo là su un angolo che non ero più capace di stare con la schiena, tutto col muso basso. E dentro di noi, con noi, c'era un russo della mia età che lavorava nelle cucine dei comandanti. Lui faceva l'aiuto cuoco. Quindi questo ragazzo è venuto là e quando mi ha visto in quei stati si è come commosso. È venuto là e mi ha alzato con la mano il mento, mi ha guardato e mi ha sorriso. E io l'ho guardato e mi ha detto, non in parole, perché non si capiva niente, lui capiva bene, io lui, ma in senso, diciamo, solo con i gesti si poteva comprendere cosa voleva dirmi. Che lui mi ha detto, ci penso io per te. E io ho detto, ma cosa vuol fare? E quindi questo ragazzo, pensate, andava a lavorare di giorno nelle cucine. Alla sera, quando veniva a dormire nella baracca, portava un batuffolo di cotone imbevuto di alcol per disinfettarmi la schiena, se no mi andavo in cancrena. E allora questo ragazzo, pensate, se lo vedevano lo uccidevano, perché non poteva fare un tanto simile. Quindi lui, questo poveretto, andava contro la morte per aiutarmi me. E dopo 6 o 7 giorni, sempre di continuo, e io gli dicevo sempre gli dicevo stai attento, e lui, questo ragazzo, mi sorrideva e mi portava, e io sentivo molto volentieri, mi ha asciugato tutto, diciamo, sono guarito. E io non l'ho più trovato questo ragazzo, perché volevo baciarlo, non so cosa fargli, perché se non era lui, pensatelo, diciamo, la benevolenza di una persona, anche se non la conosci, se vuole, c'è qualcuno che ha una mentalità proprio che io, guardi, non pensavo più che un russo che mi ha aiutato, e quindi sono guarito. E tutti i giorni c'era qualcosa, tu ti alzavi al mattino e camminavi con la morte già sulle spalle, perché non sapevi mai se dovevi arrivare fino alla sera, perché là c'era sempre degli sbagli, c'era sempre delle cose che, guarda, ero amareggiato fino all'ultimo, non sapevo più come fare per tirare avanti, però vedevo tanta gente che si buttava su quella rete, che c'era la corrente a 1000 volt dentro quella rete, c'era tutta la rete in giro, alta 2 metri con tutti i fili spinati, là c'era la corrente giorno e notte che passava a 1000 volt, e ho visto tanti ragazzi
giovani che non ne potevano più, non erano più capaci di sopportare quella vita, si buttavano e morivano carbonizzati sulla rete e dopo li portavano ai forni. E una mattina mi chiamano e allora vado col numero e mi dicono che devo lavorare ai forni crematori. Cioè è stato così, perché sul libro c'è su l'ultimo Sonderkommando, mi hanno messo nelle file dei Sonderkommandi. Erano l'SS, questi diciamo aguzzini, non sapevano più perché prima lavoravano dei civili là che facevano quel mestiere di buttare i corpi dentro questi forni. Dopo questi civili, avevano circa 70 anni, dovevano andare a Monaco di Baviera, che sono stati trasferiti per altre cose, e là si doveva pensare noi, perché loro non andavano a buttare dentro i morti e sentire quell'odore che c'era dentro. Allora hanno fatto dei Sonderkommando. Sonderkommando vuol dire delle squadre speciali che loro ti davano un qualcosa in più di vitto, magari una patata, un pezzo di pane di più, per fare questo mestiere di buttare la gente, i nostri compagni, dentro sui forni crematori. Quindi quando che loro avevano deciso di questa squadra è per un mese, l'altra squadra per un altro, quando avevano finito loro cosa facevano? Ti uccidevano, perché non volevano che si andava fuori magari un domani che si era libero di andare in giro a dire che mi hanno fatto fare questo o quest'altro. Ti mettevano dentro, ti uccidevano e ti buttavano dentro te ai forni. Vedete, io me la son cavata perché era sul momento che era quasi alla fine, cioè che arrivavano gli americani e allora non hanno più fatto questo, altrimenti io non ero qua a contarvi ciò che vi conto, vedete, perché mi uccidevano. Ecco perché c'è l'ultimo del comando. Quindi erano squadre apposta, sempre comandati dall'SS. E allora vado in questi forni, dovevo andare per forza, altrimenti ti uccidevano. E vado là, come ha aperto la porta, vedo queste due bocche, c'era un calore dentro, ma non un odore di carne bruciata, proprio. E dopo guardo su un angolo, c'era una trentina di morti, tutti come mettere delle fasce di legna che si dovevano buttare dentro i forni, che hanno lasciato quegli altri che sono andati via. E allora si doveva prendere, mettere sulle grate e dopo si alzava e andava dentro in forno. E si cominciava alle 7 di sera fino alle 7 del mattino. Vedete? E là io ho contato, non una volta sola, parecchie volte, fino a 300 persone per notte si bruciava, pensatelo, e si lavorava dal mattino alla sera, pensate quanta gente che c'era là, e c'erano i carri pieni fuori di tutta questa gente, in infermeria, e quelli che non avevano più, che erano più capaci di portare avanti la vita, insomma, tutti i giorni migliaia di persone, e là si bruciavano. E quindi io dico la verità, ho fatto 15 giorni di galera dentro là, proprio in questi forni. Una mattina, perché mi hanno dato la possibilità, alla notte, io lavoravo dalle 7 alle 7 della sera, alla notte dovevo andare a riposare. Durante la notte sono arrivati circa un 60 o 70 che erano ebrei, e gli hanno detto di andare dentro dove c'erano le camere a gas, gli hanno detto che c'erano le docce, e sono andati dentro, e là, poveretti, non sono più usciti, perché al mattino, quando ho cominciato a lavorare, mi ha detto il capo che c'era là, di andare a aprire quella porticina, c'era una porticina, che questa porticina andava dentro dove c'era la camera a gas.
e proprio vicino c'era un altro forno più piccolo che si poteva, tutta questa gente che doveva andare in questa camera gas. Io vado dentro, io e un altro, perché lavoravo con me, era un francese, a prendere questi corpi. Io quando sono andato dentro ho sentito quell'odore di gas che mi mancava il respiro, ho detto datemi una maschera, mi ha detto no, niente maschera, non andare dentro così, e senza una maschera, senza niente, né guanti, niente. E allora siamo andati dentro per portarli fuori. Ma chi li distaccava? Abbracciati uno con l'altro, quando sentivano la morte vicina, si stringevano, e quando che loro al mattino erano come delle morse che non eri capace di tirarli via. Allora prendevi le braccia e li tiravi, sentivi le ossa che si rompevano di questi poveretti, e d'altronde non si poteva fare mica buttarli dentro due alla volta, vedi? E quindi abbiamo fatto un'esperienza che io dico la verità, che non mi veniva perfino in mente quando che dormivo la notte ancora queste visioni, no, di questi poveretti. E quindi là, cari miei, era una cosa sovrumana. Pensate, no, che abbiamo tirato fuori 60 persone ed un attimo li abbiamo bruciati, e con me lavorava questo francese. Lui lavorava di rimpetto a me, cioè con a spalle, e io ero di là e lui di qua. E allora si metteva sulla grata i morti e dopo si buttavano dentro. E lui, prima di buttarli dentro, sentiva che parlavano, non capivo niente cosa diceva. E quindi ho detto, nel pomeriggio devo andare io dalla parte di là, così ci troviamo faccia a faccia, vedono. E difatti metto su due poveretti, e questo qua vedo che gli fa il segno della croce, e dopo dicono che Dio ti accolga. Ho detto, ma cosa fanno? Adesso vuol dire il tedesco, questo qua, gli sparano. E infatti ho detto, adesso metto su ancora un altro, vado là a dirlo. E difatti metto su un altro morto là, buttare dentro, e vedo che fa lo stesso. Allora, dato là, capisco un po' il francese, gli ho detto, ma cosa fai? E lui mi ha guardato e ha detto, io cristiano, mi ha detto che è un cristiano, e questo poveretto va a morire dentro il forno e non c'è nessuno che le dà una benedizione, qualcosa, no? Vede, e io gli faccio il segno della croce. Ho detto, ma per una parte ha ragione, vede, l'umanità stessa, la gente vede e non si sa mai chi può essere. E infatti questo qua era uno che studiava, mi sembra, faceva, come si chiama, il chirichetto quando era giovane, mi ha detto, e allora lui aveva un'altra mentalità, vedi? E quindi io dopo facevo lo stesso anch'io. Allora ho detto, almeno che il Signore le accolga, sì, questo poveretto era uno che non si conosceva, ma poteva essere anche un italiano, perché là non c'era nessuno che portava il nome, perché erano tutti nudi come il giorno che sono nati, non si sapeva chi erano. E quindi no, pensate, ho detto, mamma mia, guarda cosa mi tocca fare. E vedete, e bisognava farlo. E tutti i giorni c'era un qualcosa, non passava un giorno che non c'era una difficoltà di vita, che c'era bastonate, quelli non mancavano mai. Erano cose che ormai erano proprio, diciamo, di giornata. E allora io ho sofferto tanto dentro là, ho sofferto tanto che non glielo consiglio a nessuno. E quindi ero giovane, ho detto, io non posso buttare via la mia gioventù come quando che si buttavano la gente su questa rete. Ho detto, ma perché devo buttare via la vita? Sono giovane, cerco di poter farci se posso lo faccio, no? Cerco sempre con la costanza, diciamo, di poter combattere ciò che la mente mi portava. E allora con queste cose andavo avanti giorno per giorno, vedete,
perché se la mente ti convinceva come tante paure ci prendeva magari quel momento fuori di testa e andavano a uccidersi, e quindi là era una cosa fatta così, e tutti i giorni era questo. È stato una sera, no, c'era una neve nel pomeriggio, verso sera, ho detto è domenica, vado dentro alle docce a sentirmi un po' di caldo, fuori nevicavo, battevi i denti con su quella pochettina misera roba che avevi, no, e vado dentro alle docce per sentirmi un po' di caldo, e non pensavo che dovevano andare i russi, quelli che lavoravano nelle cucine, alla domenica a fare la doccia. Andavano una volta al mese o ogni 2 mesi, proprio quel giorno là sembra un destino, vengono dentro a fare le docce. I tedeschi, quei 2 giannizzeri là, questi qua dell'SS, mi hanno trovato dentro, e sono venuti là, mi hanno visto le cose, mi hanno detto italiano, io ho detto, l'ho detto di sì. Allora mi hanno detto, come cioè, come dire, vieni qua. Mi hanno preso, mi hanno legato dove c'erano le canne della doccia, e là ho cominciato con quei nervi a battermi sulla testa. Io non potevo difendermi, ero legato dove volevano loro. Mi hanno cominciato ancora la schiena a brandelli, la testa mi è venuta fuori, i bernoccoli così, no, sulla testa. Io, dico la verità, non sapevo più dove ero. E quindi cosa hanno fatto? Quando sono stati stanchi mi hanno slegato, io ho ceduto perché ero mezzo svenuto, e mi hanno preso, mi hanno buttato fuori, e io sono andato là con la neve, ha preso un cappello di neve e la mettevo in testa, e quando che si solleva ne prendevo un altro per sentire, perché avevo la testa che non capivo più niente, non sapevo neanche dove ero. E quindi ho preso, e dopo sono andato là dentro dove c'è il capannone là, e là sono stato fuori fino alla sera, come sempre, perché era chiuso, con le mani sempre sulla testa perché non ne potevo più, veramente. E quindi, vedete, ogni giorno c'era qualcosa, sempre, e le sofferenze erano una dietro l'altra. È stato che viene il giorno di Natale, era il giorno di Natale, e allora vado a sentirmi la messa. C'era la messa in ortodosso, in ebraico e in italiano. E allora ho detto vado a sentirmi la messa, e un desiderio che mi è venuto. E allora vado a sentirmi la messa. E là c'era il pranzo speciale. Cosa ci davano? Una patata in più di quella porcheria che ci ha sempre dato. E allora ho detto rifiuto e vado a sentire la messa. Sono stato là, sento la messa, esco, e io ho detto durante la messa, Signore, fammi la grazia, tu che sei il padre di tutti, aiutami, ho detto, fammi vedere ancora i miei genitori. Era 4 anni che non sapevo più né loro di me né io di loro. E quindi vengo fuori, e chi ho trovato? Il comandante del campo, che lui mi ha chiamato il nome e non sono presentato. Lui si è immaginato che ero dentro là, perché scappare non potevo in nessun modo. E allora mi ha aspettato, vengo fuori, mi ha detto, è andato alla messa? Ho detto di sì, cosa che dica di no? A lui cosa ha fatto? Mi ha preso per punizione, mi ha spogliato, denudato, c'era il tedesco là, no, col mitra pronto, che se faceva una mossa mi sparava, e mi ha detto vai dentro il bunker. Mi ha portato dentro un bunker, era come una cisterna di 3 metri, alta 1,50 m e larga siano 2 metri. E là mi ha messo dentro nudo, e fuori nevicava, è il mese di dicembre. Io sono andato dentro, ho camminato fin quando che ho potuto, fin quando che ho avuto le gambe che mi reggevano. Dentro, avanti e indietro in questa cisterna, il freddo porta gel per se stesso, il freddo, no, vedete, era più freddo ancora di quello che era. E quindi fino a quando verso mattina non ho più potuto resistere, ho dovuto cedere, e allora mi sono messo su un angolo e aspettavo la morte. Veramente mi sentivo che ormai
andavo in fin di vita, e un freddo, battevo i denti, ogni tanto dicevo Signore aiutami, fa che vedo il mattino, e infatti al mattino chi sono venuti? Non i tedeschi, non quei porchi là dell'SS, no, ha mandato quelli dove dormivo io a prenderli al mattino. Mi hanno portato dentro la camerata dove dormivo. Cosa hanno fatto? Mi hanno visto in quelle condizioni, ero come un pezzo di ghiaccio, e mi hanno preso, mi hanno messo su una cosa là al castello, una brandina, e là sono venuti una alla volta, mi facevano i massaggi per scaldarmi un po', per farmi rinvenire un po', e dopo mi muovevano le braccia, le gambe, insomma mi hanno fatto come unica gli fanno i massaggi per rinvenire. E lo stesso mi ha fatto a me, dopo circa un'ora o 2 ore che continuavano, ho cominciato a riprendermi un po'. Allora quando hanno visto così, dopo loro sono andati che dovevano andare al lavoro, e io lo sono preso. Quando ho cominciato a sentirmi che potevo strisciarmi un po' di andare fuori da questa camerata, sono andato fuori. E pensatelo che io non potevo andare a lavorare, eppure è venuto là uno dell'SS e mi ha detto cosa fai qua? Ho detto che sono malato, no? Ha detto infermeria, ho detto infermeria, ho detto di no. E allora no, lui mi ha detto va bene, allora no, mettiti qua e stai qua fino a questa sera. Mi ha messo là fuori, aspettare sotto la neve, aspettare alla sera alle 7 che aprivano. Vedi, ogni giorno c'era qualcosa. E la cosa più strana, la cosa più che mi ha dato un senso di una... Io, guardi, ti dico la verità, se potevo uccidevo che quello là che era con me, quel tedesco. Mi chiamano una mattina e mi dicono di andare a pulire i water. Là c'erano circa 20 water o 30 di qua e 20 o 30 di là, sulla camerata. E allora c'erano i water. Vado là con questo tedesco che mi accompagna per lavorare, ho detto ma cosa voglio che faccia i water? Vado dentro, non c'era né canne dell'acqua, niente, servizi senza niente. Ho detto ma come si fa a pulire i water qua? E guardo un sudicione, sarà stato più di un mese che andavano dentro e non c'era acqua che tirava, niente, c'era una sporcizia, una cosa che faceva venire il vomito. E io ho guardato, ho detto, lui mi ha detto Arbeit, come dire lavorare. Ho detto far cosa a questo qua? Mi ha detto Arbeit, ho detto ma con cosa devo pulire questi water? Mi ha detto con la mano, mi ha fatto segno così. Ho detto ma tu sei scemo, Dio, vabbè che non capivo niente quello che dicevo, ma ho detto nein, dica se gutti Arbeit. E lui ha detto si è messo a ridere, ha detto hai un momento, ha tirato fuori la pistola e me l'ha messa, me l'ha puntata sulla tempia, ha detto o che lavori o io ti sparo. E là non è da dire che lo facevano così per intimorirti, lo facevano sul serio. Là se non facevi quello che dicevano ti sparavano, vedete, era una cosa. E io in quelle condizioni mi veniva il vomito addosso, ho detto come facciano? E quindi ho cominciato da principio, mi giravo e con questa mano pulivo tutti i water, là che era una ventina di water, con tutta, e là c'erano malattie, pensano chissà quanti mali che c'era dentro in queste porcherie. E allora quando ho finito ho detto dove vado a lavarmi la mano adesso? Vedi? Ho detto, io mi sono accorto che c'era un fosso dove l'acqua piovana restava un po'. E dopo c'era un po' di neve in giro ancora, e allora sono andato là, ho lavato un po' la mano alla bene meglio e dopo un po' la neve. E dopo alla sera, perché la mano avevo paura a mettermela vicino al corpo, perché avevo paura che mi prendesse qualche male. E se no, dovevo andare in infermeria, so che in infermeria se stavi 6 giorni a posto di 5 ti facevano morire con una puntura. E allora ho detto, ho paura, e infatti alla sera di nascosto
proprio quando che io andavo fuori, piano piano andavo dietro dove c'erano tutti questi capannoni che era scuro, e andavo che c'era un fosso che percorreva, che se mi vedeva quello della vedetta che c'era mi sparava con la mitra, e allora andavo là e con la mano pulivo questa mano dentro il fosso che non so dove andava dell'acqua, no, proprio che fino a quando che dopo 5-6 giorni ho detto adesso posso magari avvicinarmi, allora potevo anche, non so, lavarmi quando che c'era acqua, perché non c'era mai acqua da lavarsi, si lavava una volta ogni 15-20 giorni, e quindi là no, ho cominciato a indossarmi la mano, se no avevo paura di mettermi qualche male addosso. Vedete, ogni volta, ogni cosa c'era un perché, e tutte le volte c'era qualcosa, fino a quando che è venuto anche il momento che gli americani erano vicino, perché una mattina era il mese di febbraio, mi alzo no, e vado fuori e non c'era più quelli là con i pentoloni che davano il tè e cose. Ho detto, ma come mai? E allora non c'era neanche più il capone che gridava di alzarsi. Vado fuori, lo guardo e vedo, non vedo più tanti di quei ragazzi là spavaldi che se non uscivi ti malmenavano. Ho detto, qua ho l'impressione che un qualcosa succede, e infatti là cominciavano no, a sentire proprio diciamo, il soffio sul collo degli americani. E quindi è stato nel mese di febbraio, verso la fine di febbraio, mi chiamano una mattina di andare a lavorare in una fattoria e aprono un cancello che non è mai stato aperto, perché quel cancello c'era la strada, lo portava sulla strada che passava, percorreva anche gente civile. E allora ho detto, ma come mai che ci mandano su questa strada? È una cosa un po' incomune, io non so. È 7 mesi che sono qua, ma ho visto quel cancello aprire, e infatti no, mi portano in questa fattoria che era poco distante, circa 600 metri distante dal lager. E allora io vado là perché sapevo che nelle fattorie una patata calda la mangiavi, e i fattori di nascosto ti davano un pezzettino di pane, anche qualche uova, vede, di nascosto. E allora vado. E come esco, faccio 20 metri e vedo che c'è una donna vicino che mi guarda, che mi segue. Là c'era la strada, un sentiero largo così vicino alla strada, e un po' di precipizi e giù un po' di dislivello dalla strada. E allora ho detto, ma cosa vuole questa donna? Era una donna anziana, avrà avuto 80 anni. E questa poveretta era con quei foulard proprio alla tedesca, con quelle buone lane, deve essere stata una contadina, e lei mi seguiva e non parlava. Ho detto, mamma mia, che cosa vuole? E la guardavo e lei mi sorrideva, fino a un certo punto poi mi dice, tutto un tratto mi dice, François, mi dice francese. Ho detto, dai, ho detto di no. E allora lei dice italiano, yeah, ho detto sì. E mi ha detto brot, mi ha detto che c'è il pane, no? C'è il pane. E io gli dicevo di no perché avevo paura di quello che si sentiva col mitra. Ho detto no, nein. E lei diceva brot, come dire, guten essen, cioè è buono da mangiare. Pensavo che lui gli dicevo di no perché magari che fosse un pezzo di pane non buono. E allora mi diceva questo lei. E cosa fa? Mette dentro una mano, dentro a queste gonne, tira fuori un pezzetto di pane e me la dà. Io, caspita, avevo paura e non sapevo dove metterlo perché avevamo mica tasche di quei cosi là di tela. E l'ho messo sotto al cappello, in testa, l'ho messo, e poi ho messo su quel berrettino là. Lui, questo qua, si capisce che ha visto qualche movimento, non ha mica esitato tanto, non ha mica detto cosa fare o cos'altro. Ha sparato e io
quando che ho guardato un po' di là, guardo di qua, non vedo più la donna, e la vedo giù sul fosso. Gli ha sparato, l'ha ucciso, una donna di 80 anni, per darmi un pezzettino di pane, per darmi un po' di vita, si può dire, no? Io, per la verità, no, ho avuto una tale commozione che io quasi non camminavo più. E lui, questo qua, è venuto là di corsa e ha detto no, snel, weg, ma di camminare, svelto. E allora io ho detto di sì, e lui cosa ha fatto? Mi ha puntato il mitra sotto al mento e mi ha detto, ah tu me, come dire, stai attento che la prossima volta tocca a te, perché, ma però non ho visto che avevo un qualcosa sotto il capello, se no mi uccideva senz'altro. Questa era la fine, e quindi sono andato alla fattoria, non ho mangiato niente per tutto il giorno, ho pianto, perché mi sembrava sempre di vedere questa poveretta, no, che casca giù, e se mangiavo quel pezzo di pane mi sembrava di mangiarmi il cuore, e quindi no, non ho esitato per niente, l'ho tenuto fino a quando sono arrivati gli americani, questo pezzo di pane, e lo nascondevo sempre, no, dentro alla sera, perché avevo paura che magari qualcuno, intanto che magari dormivo, ti seccavi, ti veniva a portarlo via, vedete, perché là bisognava stare attenti. E quindi è stato, dunque alla fine di aprile sono entrati gli americani, alla fine di aprile sono entrati, io ero là che non avevo più vita, avevo le ginocchia tutte rotte perché camminavo con le ginocchia come i gatti, perché non avevo più la forza nelle gambe, e quindi andavo fuori a prendere un po' di sole, un po' di sole svinto là, che lo prendevo per sentirmi un po' di calore, e quindi vedo e sento, prima ho combattuto quasi tutta una mezza giornata e sentivo per il megafono che dicevano state nelle baracche, non muovetevi perché ci sono proiettili vaganti, vi possono prendere ora che siete liberi, gli americani. E allora verso le 5:30 viene dentro un carro armato buttato giù quel cancello con quella beffarda scritta che c'era solo il lavoro rende liberi, c'era solo Albert Maffrey, cioè il lavoro rende liberi, e invece là era altro che libero. E quindi vedete, là sono entrati, è venuto giù un americano, poveretto, è corso là e mi ha detto, no, ma ha visto le cose che ero italiano, mi ha detto italiano, ho detto sì, a lui ha detto prendi, mi ha dato un zainetto di roba, là c'era, ogni minuto c'era sigarette, marmellata, biscotti, cioccolato, scatolette, no, e mi ha detto di mangiare piano, non di perché a mangiare tutto in un colpo la roba, cioè riempirsi era un pericolo, e infatti mi ha salutato e mi ha detto, come dire, su col morale che ormai sei libero, è andato via, e là gli americani sul momento gli hanno dato cibo perché vedevano in che condizioni eravamo, e caspita, e vedevano che moriva ancora gente, e ha detto ma come mai? E allora i professori cosa hanno fatto? Hanno detto qua c'è qualcosa che non va. Allora hanno sospeso tutto, hanno sospeso, mi hanno portato via tutto il mangiare, sospeso, e perché? Perché mangiando tanta roba l'intestino, che non era più abituato, è diventato come quando che si gonfia un pallone, a fuori di gonfiare scoppia. È lo stesso l'intestino si rompeva e moriva gente. E allora hanno fermato tutto, si doveva partire, che qua c'era il 24 e il 25 aprile, si doveva partire al giorno presso, e non ci ha dato la facoltà il comandante, perché ha detto che ci sono tutta gente malata e io questa gente non voglio mandarla a casa in queste condizioni perché possono portare malattie
sia alle persone sue che sono cari e anche alla gente. E allora cosa ha fatto? Ci hanno fatti fare la quarantina. Per 40 giorni ci hanno tenuti segregati dentro, hanno buttato fuori tutte quelle letti a castello da 2 capannoni, li hanno disinfettati tutti e poi dopo hanno messo dentro delle brande, dei lettini, hanno fatto come diciamo un ospedale e tutti i più gravi li curavano dentro là e gli altri, no, quelli che potevano star fuori così, passavano, ti provavano la pressione, guardavano come ti comportavi, ti facevano punture per tenerti su un po' di... cioè ti curavano veramente e ci hanno curati, dopo 40 giorni ci ha messo un po' in strada tutti quanti. E allora io ho telefonato a casa, cioè il comandante, lui si è interessato personalmente per gli enti che io ero a Varese, allora c'erano gli enti partigiani, gli enti degli internati, le croce rossine, tutta quella gente. E là si aspettava che qualcuno li venisse a prendere, non solo io, anche quelli di Milano, di dintorni, e là nessuno si è fatto vivo. Allora il comandante, un po' arrabbiato, ha detto no, vicino a un tedesco, un autista tedesco che si è alleato con gli americani, vedete, e gli ha detto prendi quella camionetta e portalo sul paese. Mi ha caricato in 2, uno andava a Rho, vicino a Rho, e io andavo verso Varese, e ci ha caricato e ci ha portato fin là con questa camionetta, con uno che ci seguiva, un infermiere che ci seguiva per la strada, in caso che si sentisse male o qualcosa. Vedete, hanno avuto un grande interesse anche per noi. E quindi io, ecco perché sono stato 60 mesi, 60 anni senza mai parlare di ciò. Io non ho né con i miei genitori, è morto mio padre, è morto mio fratello, è morto mia mamma, ma non hanno mai saputo come ho passato io la vita militare. Mai, non parlavo più che con nessuno, neanche con mia moglie. Mia moglie si è accorta un po' quando che gli ho chiesto una volta che sono andato per farmi il bagno e gli ho detto fammi una carità, fammi un piacere, pulissimo, dammi una fregata alla schiena perché avevo le braccia che non ero capace di tenerle su no. E quindi mi ha lavato e mi ha detto ma cosa sono tutti questi segni che ci sono rossi? E io ho detto ma può darsi che sono appoggiato alla sedia con le spalliere della sedia, mi sono venuti, invece erano tutti ancora le batoste, c'erano ancora i segni sulla schiena dopo quasi 2 anni, pensatelo. E quindi io non ho parlato, mai detto niente né a mia moglie. Sono andato a vedere anche il campo, sono andato a visitare il campo con mio figlio che ha compiuto 18 anni e lui lavorava in Svizzera, siamo andati a trovarlo e siamo andati per fare una gita. Siamo andati a Duisburg e poi siamo andati a Monaco. Ho detto siamo a Monaco, andiamo a Dachau, e lui ha detto qualcosa a Dachau, ma cos'è? Una città, cosa si vede? Ho detto vieni, portami, e difatti era 15 km, siamo andati là. Io entrando ancora nel campo, quando che ho visto che c'erano più quelle scritte, c'erano come dei pannelli che si entrava, e si seguiva questi pannelli e c'erano tutte le fotografie. E allora quando siamo entrati sono fermato dove c'era il numero 8 che è la baracca dove io ho vissuto là. Ho detto quanti sacrifici ho passato qua, quante batoste ho preso. E quindi intanto che pensavo, mio figlio mi ha detto cosa fai là, andiamo? Ho detto sì, vengo. E infatti loro andavano verso dove c'era la chiesa ortodossa, che andavano a vedere com'era. E io invece no, non c'ero in forno di crematori perché sapevo tutto. E allora mi ha detto dove vai?
Ho detto, bene, voi andate alla chiesa, io vado di qua, dopo ci vediamo. No, vediamo anche noi, dalle volte dipende, sì. E difatti ho visto questi forni, ho detto, mamma mia, ma cosa facevano qua? Ho detto, non dicete il pane, ho detto. E quindi lui ha detto, ma guarda che posti. E dopo guarda dalla parte opposta, dove si buttavano tutte le ossa, che era come una concimaia là, si buttavano tutte le ossa. Là adesso ho fatto un monumento dell'internato, c'è un monumento là. E quindi ha detto, e qua cosa buttavano? A me non lo dice, non ho mica detto niente. E lui si è solo pensato, si è immaginato, ha detto, ma come fai te? Che sei andato di là, tutto buttato, sei andato di qua, ti sei fermato dove c'era il numero 8, cosa? Ho detto, tu non hai guardato quando sei entrato sui pannelli che c'erano le foto? Io ho guardato e ho visto. A lui ha detto, ma sei stato un po', non era deciso su quello che ho detto io, vedete no? E quindi io per tutti quegli anni non ho mai parlato con nessuno. E pensate una cosa, io dovevo andare all'ospedale militare di Varese perché dovevo cambiare tutto il sangue. Io avevo il sangue che ormai no, se non andavo per tempo io lasciavo le penne, morivo. E quindi faccio ancora una chiamata a questi enti, non si è presentato uno di dire lo portiamo noi. In quei momenti non c'era macchine, non c'era tanto diciamo come adesso che ci sono i pubblici, non c'era tanto diciamo di poter fare quel che si voleva per andare in un posto e l'altro. E allora cosa ha fatto mio padre? Avevo un cavallino che lo adoperavo per andare, avevo un pezzettino di campo, a lui gli piaceva andare a fare qualcosa sul campo e ha preso questo cavallino. C'era un signore là che aveva un biroccio di quelli a 2 posti e al mattino alle 4 toccava il cavallo e mi portava a fare 25 km andare all'ospedale militare di Varese. Pensate, si arrivava alle 11 e mi mettevano sotto a queste macchine fino al nulla, per 2 ore o 3 sotto queste macchine che mi pulivano tutto il sangue, mi filtravano il sangue, vedete no? E quindi là alla sera, poveretto mio padre, doveva andare al lavoro perché non andava di giorno e doveva fare la notte. E quindi non dormiva quasi neanche, ha fatto sacrifici, vedete no? Oltre che li ho fatti io, ho dovuto farli fare anche mio padre, poveretto, vedete? E là io, dico la verità, no, per tutto quel tempo non ho mai parlato. È stata una combinazione che io andavo a fare le punture da un'infermiera di Tezze, che questa infermiera lavorava all'ospedale di Cittadella. Quindi questa donna era in pensione e io andavo da lei perché il professore mi ha detto sono punture e queste deve farla una che sappia farle, cioè una che ha diciamo la laurea di poter farli, un'infermiera. E allora andavo da lei, era di domenica, era adesso le 10:30, alle 11. Sono andato là, mi ha fatto queste culture. Lei ha 2 figlie che fanno la maestra, una a Tezze, che faceva la quinta militare, e una a Farina di Cittadella, là dove fanno le scuole a pagamento, diciamo, al Farina. Quindi io ero là e aspettavo per andare a casa e mi dice vieni qua a vedere, stavo guardando una rivista che c'era solo dei vagoni, una tradotta diciamo, con degli ebrei che stavano caricando su questa tradotta, no? E c'erano questi qua con le fruste, cioè non è che è un film, una rivista. E io ho detto ma sì, ma cosa voglio? Io ho visto di peggio. E lei, come hai visto di peggio? Si è
diciamo, lei si è preso e ha detto, ma per sapere questo, per dirmi questo, perché tu allora hai frequentato qualcosa? E io le ho detto sì. Allora mi ha detto, adesso stai qua a pranzo con noi e mi racconti quello che è passato, e difatti allora gli ho contato tutto. Questa qua al mattino è andata a scuola del lunedì e ha avvertito la preside, la signora Curto che c'era qua. E allora cosa ha fatto? Mi ha telefonato dicendo, guarda che l'aspettiamo alle scuole della quinta elementare. E allora ho detto, mamma mia, avevo anche paura perché era la prima volta. E allora sono andato a raccontarlo ai ragazzi. Ho visto che stavano molto molto attenti e poi mi facevano domande questi poveretti. E allora dopo il sindaco di Tezze ha fatto una riunione, ha messo fuori dei manifesti, e allora sono andato dopo 8 giorni dove ci sono gli anziani adesso, in quel posto dove sono gli anziani, il sindaco. Io ho fatto una serata e so che c'era tanta gente veramente, e sono stato contento, e dopo ho cominciato con le scuole. Io adesso vado in tutte le scuole, sono stato a Sanremo, sono stato a Bordighera, sono stato a Genova, sono stato a Milano, sono stato come si chiama, fino da Magalli, alla radio, sì, la Rai 2, ecco, mi ha intervistato Magalli Milano, e quindi penso, tutte da gennaio che io cammino sempre, cammino in tutti i posti di piedi. Ieri sera sono stato come si chiama, a Rio, sì, sul piano. Sono venuta a casa questa notte all'una e stamattina ero già pronto per andare da un'altra parte, è venuto lui a prendere, ero appena arrivato che ero stato a Castelfranco, pensatelo. E tante volte non mangio neanche, perché o che arrivo tardi ormai l'appetito mi passa, oppure tante volte mi danno loro il pranzo o la cena, secondo io. Alla sera, non più che altro, come fra qualche giorno sono via, partiamo alla sera, che andiamo a Trento, sulle montagne di Trento, non so che posto è, l'ho fatto vedere. Quindi vedete, io giro in tutti i posti, non è che mi piace, perché io quando vado nelle scuole con questi, specialmente i ragazzi di qui, che sono ragazzi tanto gentili, che loro stanno molto attenti e dopo fanno domande, e allora dicono come questo, come quello, perché ho sofferto, perché mi piace stanno molto attenti, perché le maestre le dicono state attenti perché guardate che dopo dovete fare il componimento e se sbagliate allora stanno tutti attenti. Poverino. Sì. Solo qualche tempo allora che ha divulgato queste conoscenze? Sì, è stato dopo il boom, è stato adesso dopo che abbiamo che è uscito il libro. Allora è stato proprio il boom che ci hanno chiesto in tutte le parti, e tanti dovevamo andare a Torino, dovevamo andare a, come si chiama, dovevamo andare a Udine, in tanti posti lontani, e abbiamo, non si può, ormai anch'io non ho mica 20 anni, ho 91 anni, e quindi sai, un po' di... Io, dico la verità, sono stato molto contento di venire con voi, perché sono qua vicino, ma perché non devo portare queste testimonianze al paese qua? Cioè, siamo cittadini tutti uguali, no? Siamo qua a 2 passi, vado chissà dove, no? Perché qua, io le ho detto sì che...
Presidente della Repubblica, che io ci ho dato adesso una foto che abbiamo fatto là, cioè quello In gennaio. In gennaio. dell'anno scorso. Sì, al 29 di gennaio io sono venuto a casa, che ero via dalle scuole, e ho trovato, mi ha mandato un invito. Dentro a questo invito c'era dentro anche i biglietti per il treno, per prendere la Freccia d'Argento che va a Roma. E c'era scritto anche quando che si arriva al piazzale, se c'ho la macchina, un biglietto che potevo portare la macchina anche sul piazzale per andare dentro dove c'è, come si chiama, il Quirinale. E là sono andato al Quirinale, sono andato accompagnato, che mi ha accompagnato il fotografo qua di Rosato, mi ha accompagnato lui, e quindi là sono entrato al Quirinale e mi ha detto, no, dopo un po' è arrivato, c'era il fotografo suo del Quirinale, c'era mi sembra che era un senatore, che si vede anche sulla foto, un senatore, poi c'era una giornalista e un altro, non so se, mi sembra che c'era anche Bitonci, quello che prima era qua, che sì, era là con la sua segretaria che mi ha visto, e l'anno mi ha dato questa medaglia, mi ha detto io ho questa onoranza da dargli personalmente, perché so purtroppo cosa fa, come fa, e che porta queste testimonianze dalle scuole. Ho detto sì, Presidente, è vero, e l'ha detto prendi, portala sempre con onore a Marco, fatti vedere quando la porti a Marco sei differente dagli altri, se no come dicono, ma tu chi sei? A Marco, ho detto, ma tanto mi conoscono ugualmente, basta se vado a parlare mi dicono, sanno chi vuole, no, portalo, anche, difatti sono andato anche qua, quando c'è stato il 25 aprile, sono stato chiamato dagli alpini, no, mi ha detto, vieni che devi portare l'onoranza tua, e difatti mi hanno messo sul palco e io tremavo, io ho detto, ma cosa dicono alla gente? E infatti ho detto le due parole e basta. C'era il sindaco anche, no, che mi dice sempre vieni a trovarmi e non vado mai. Non c'è tempo, come faccio? Adesso magari raccogliamo se qualcuno ha qualche domanda, impressione, la testimonianza a tratti è anche dura, però è una testimonianza vera, quindi se qualcuno vuole anche esprimere qualche impressione. Tre episodi in particolare dell'amore gratuito di qualcuno. E questo qua è cioè il bello che a volte in mezzo a tanta sofferenza e in mezzo a tanto amore ci sia anche sempre del bene, tipo quando aveva raccontato del russo che le curava le ferite, quella signora che è morta per darle la patata, e poi un altro caso che mi aveva detto, che adesso mi sfugge, però so che avevo colto anche il sorriso nel raccontare queste cose qui. Non si è più rivisto con quei due italiani con cui era partito? No, non ho più saputo niente, sì che ho anche interpellato anche la Croce Rossa Internazionale, ma non ho più saputo niente. Ma io non ho più trovato, a Marco Serra, pensate, perché quei ragazzi là abbiamo fatto proprio, siamo andati proprio sul momento che potevamo essere tutti e tre fucilati, e dopo non ho più visto nessuno, non so più niente, veramente. Sì. Beh, intanto la ringrazio, perché immagino che anche se lo fa spesso non deve essere facile ogni volta rivivere questa cosa, per cui la ringrazio per questa cosa che ha fatto. Poi mi chiedevo, e se la domanda è troppo personale mi scuso e non mi rispondo, ma mi chiedo come si faccia a convivere
con l'odio nei confronti, che penso si sviluppi nei confronti di chi le ha fatto questo. Cioè come si faccia ad affrontare poi a vivere una vita con questa cosa dentro. Se è troppo personale probabilmente. Sì, io dico la verità, ha parlato tanto, ma io ho capito poco. Ha capito poco, perché ho parlato piano probabilmente. No, perché è troppo lontano. No, chiedeva come ha fatto a convivere con l'odio che può aver provato nei confronti delle persone che le facevano del male. Io dico sempre, io non odio nessuno dei tedeschi, non odio le persone, i civili specialmente, perché loro sapevano purtroppo cosa c'era dentro là, lo sapevano, ma il fatto è che avevano timore dell'SS. Quella gente era gente che non parlava tanto, quella gente faceva quello che non doveva fare, perché se per caso diceva una parola che a loro non gli andava, o che ti bastonavano o che ti sparavano, loro avevano questo compito di fare ciò che volevano. Da Hitler, vedete, gli ha messi chissà cosa nella testa. Io non odio la gente, perché la gente come quella poveretta sapeva purtroppo magari a cosa andavo incontro, ma lei ha voluto darmi lo stesso, diciamo un sostegno di qualcosa per far vedere, cioè vedeva come eravamo, anche quando che si andava a lavorare alla stazione di Monaco, la gente vedeva come eravamo messi, in che condizioni che si lavorava, vedete, però non dicevano niente. Adesso hanno quasi vergogna di parlare o di sentire di ciò che si dice. Se va a chiedere dov'è a Monaco, dov'è Dachau, dicono che non lo sanno. Vedi? Perché? Perché non vogliono, cioè neanche più sentire queste cose. Quindi la gente sapeva, ma aveva paura. E anche la Wehrmacht, che erano militarizzati come noi, militari, non avevano più neanche il coraggio di poter dire qualcosa, perché come l'SS era superiore di tutti, anche della Wehrmacht, perché Hitler ha preso anche loro, come una volta che c'era Mussolini e il re, che vedete erano gente che stesso era là, no? Però io non è da dire che ce l'ho, o puramente che odio quelle persone, perché se vado anche la cosa, anche se viene una tedesca che mi dice qualcosa, io se posso, perché so, dico, non è da dire che dico, oh ma tu cosa hai fatto, ma vai via, vai al tuo paese, veramente, allora avevano paura, come noi avevamo molto paura di questa gente, erano gente perfida, senza un po' di cervello, loro quello che volevano fare lo facevano e basta. Vedi? E è per quello che la gente, chissà quanta gente ha massacrata per niente, vedi? Come quei poveretti che andavano dentro in infermeria, potevano guarire, perché non erano, sì, diciamo che erano malati, ma con diciamo, un po' di cure guarivano, potevano avere ancora la loro vita, e invece no, facevano la cultura perché non stavano mica là a far tanto. E poi chi c'era? Due erano i dottori là. E pensate, adesso vi dico una cosa, l'anno, io quando che lavoravo nei forni, una domenica mi hanno detto vai no, su quel punto là, era vicino che c'era un fosso perché passava l'acqua, là veniva su, c'era un bunker sotto, che io l'ho saputo dopo, c'era un bunker, mettiamo che qua c'è tutto il pavimento del lager, la pavimentazione prima per entrare, e dopo c'era una vastità grande, eravamo in 200 persone, potete immaginare
e là sotto c'era un bunker che là facevano gli esperimenti sulle vite umane. E diciamo, quindi noi eravamo proprio, non si sapeva neanche se un domani si poteva dire perché. E quindi no, le cavie eravamo noi stessi, quei poveretti che andavano dentro come si chiama, all'infermeria, quando che avevano bisogno di fare gli esperimenti, là c'erano delle donne che studiavano o di dottoressa o di infermiera o gli uomini che studiavano di dottore, no, e là cosa facevano? Sperimentavano tutte le sue idee valute che avevano su noi, cioè su quei poveretti che erano in infermeria. Allora cosa facevano? Avevamo bisogno di 3-4 persone, andavano là, una puntura, 1, 2, 3, quelli che sapevano che era qualche giorno in più che erano dentro, e li portavano là. Andavano là che avevano un po' di cuore che batteva, si può dire. Allora cosa facevano? Li facevano delle cose e cominciavano a tagliare. Io, è stato questa domenica, sono andato là con quell'altro mio amico, con 2 carriole per prendere dei sacchi di plastica, i sacchi neri dell'immondizia di plastica, e di portarli ai forni. Ho detto, ma cosa devo portare i sacchi sui forni crematori? E allora siamo andati là. E là c'era un ascensore che andava giù e veniva su con la roba. E quindi viene su questo ascensore e si è incagliato un sacco tra il pavimento e l'ascensore, e c'è rimasto uno spazio. Io, curioso, ho fatto finta di niente, intanto che il tedesco là fumava là fuori, io mi sono buttato un po' e ho visto sotto, ho visto che c'erano dei tavoloni là, dei letti tutti brutti di sangue, e c'erano tutti i bisturi sui cosi, canette di qua e di là. Ho detto, ma cosa c'è? Qualche laboratorio è? E infatti là facevano questi esperimenti, tagliavano a pezzi la gente, il cuore, il fegato, l'intestino, la testa, cioè tagliavano dove volevano per fare queste sperimentazioni. E io sono andato là e dopo il tedesco ha visto che c'era questo spazio, senza dire niente ha tirato via, ha discagliato il sacco e mi hanno buttato sui carrioli e mi ha detto di andare ai forni. Siamo andati là, però non si poteva buttare il sacco da plastica dentro, bisognava svuotarlo. Io quando sono andato a svuotarlo mi sono sentito male, ho visto che veniva fuori pezzi di braccia, pezzi di gambe, no, le teste tagliate, che aprivo il cervello per vedere cosa. Ho detto, mamma mia, io dico la verità, mi sono sentito male quando ho visto tutta questa porcheria che si buttava dentro, perché si buttava dentro, non so, ma tutta la roba che c'era dentro era una cosa impressionante. Io, ecco perché quando mi sono sposato, io ho fatto all'anno che mi sognavo di tante cose, perché mi sembrava sempre di vedere ancora quelle immagini. Erano troppe immagini che ti portavano proprio dentro, come una foto dentro la testa. E quindi tante volte mi svegliavo e allora gridavo, lasciami stare, non fare così. E mia moglie, poverina, tante volte diceva, ma che cos'hai? Vai a farti vedere. Io non gli dicevo mai no, che sognavo queste cose. E tante volte mi sembrava che mi bastonavano e facevo per difendermi e davo magari dare qualche schiaffo a mia moglie, perché facevo così per liberarmi, e lei diceva, ma mi batte anche di notte. Ma io non ho mai detto una parola su quello che facevo, il perché lo facevo. Vedete, no? Dicevo sempre, mi sono venute delle immagini così, vedi? Quindi è una cosa che resta dentro di noi stessi, e prima che mi è passato ci è venuto il tempo, vedete? Ci è voluto il tempo, e allora dopo ho cercato di guarire il più presto possibile, perché ho detto,
mi sposo, faccio una famiglia e vado a lavorare, così col lavoro mi porta via tante idee, se no avevo sempre in mente quelle cose, mi veniva sempre delle immagini, pensavo, mi ricordo quella volta così, quella volta là, vedi, e quindi ho fatto una vita proprio che non gliela a nessuno, veramente. Ho fatto 7 mesi di inferno, dico la verità, sia per i sacrifici, le botte, le punizioni, il freddo, il gelo, mi ha rovinato la vita mi ha rovinato questo campo. Io dico sempre, no, la gente tedesca non gli faccio, no, ma quei aguzzini potevano non fare ciò che hanno fatto, ragazzi giovani, pensate al lavoro, pensate allo studio, ma non pensare a quelle cose, invece l'Italia mi ha messo chissà cosa dentro, e i sacrificati se ne hanno, vedete, e queste cose non si limitano. E io dico sempre quando vado alle scuole, ragazzi, vi dico una cosa sola, non voletevi mai del male fra di voi, perché io avevo 2 amici, li ho persi e tante volte li ricordo molto bene, e anche pensate soltanto a volervi bene e a studiare, che il vostro studio domani vi darà la gioia di vivere, e anche i vostri genitori che sacrificano per voi, no? E quindi non pensate mai alle guerre, che le guerre portano sacrifici, pianti, sofferenze e morte, e basta. Quindi io glielo dico sempre, sia a quelli delle medie, sia a quelli delle elementari, no, e anche alle superiori. Quindi sono ragazzi che, se vogliono, capiscono bene quel che dico. Sì, ti faccio una domanda che volevo farle. Come vive lei queste notizie di guerra, dove ci sono anche c'è tanta abbondanza, eppure c'è la guerra? Ecco. E probabilmente ci è voluto tanto tempo testimoniare, proprio per non ricordare più alcuni eventi, ecco. Ma come la vive lei queste notizie? Io, guardi, no, dico la verità, queste cose mi danno la sensazione, come si chiama, un po' disagiata, perché io, come sento anche adesso in certi posti, tutto dipende da chi comanda, tutto dipende da chi ha un progresso, di quelli che hanno come, diciamo, gente che cercano di fare delle cose e dopo ne fanno delle altre. Dicono sempre è meglio far così, e dopo quello dice no, ma non devi far così, bisogna far così, e allora quello là dice ma no, ma guarda, e allora sono sempre tra di loro, no, fin quando che ci sono questi, diciamo, questi convegni di non uguaglianza, non andremo mai bene. Io ho tanta paura, vi dico sempre, ragazzi, guardate, io ho paura perché io nella vostra età ho avuto queste sofferenze e mi viene la pelle d'oca a pensare che se un domani venisse a voi, per carità, che non venisse mai. Vedete, io di ragazzi giovani non ce l'ho più perché ormai hanno una certa età, però hanno un'età che possono essere anche coinvolti in certe cose. E poi no, vediamo, perché guardate che io dico la verità, ho molta impressione, ho una paura che a me, io guardo, la politica per me è una cosa che non mi riguarda, e anche sono profano di queste cose, però quel che si vede e quel che si legge, io guardo quel che si legge e quel che si vede, e quindi no, dico sempre state allerta, perché un domani non si sa mai, c'è troppa gente che vuole comandare, e quindi quando che se sono tanti non si va mai bene, vedi? E allora
io non so, dico la verità, non lo vedo tanto, diciamo, rosea, ecco. Speriamo sempre in bene che il Signore ci dia una mano, che ci tenga sempre la mano sopra di noi. Io dicevo sempre che quando ero nei momenti critici, dicevo sempre, Signore, io non è che voglio che tu faccia quel che dico, ma però aiuta quei che puoi aiutare, che vedi che hanno bisogno, vedi? Dico sempre così. E soprattutto guardi me stesso, perché io soffro molto e queste sofferenze, Signore, tu li devi vedere, vedete? Io dicevo sempre così, e così andavo avanti da un giorno all'altro, da un giorno all'altro, fino a quando sono andato a casa, vedete? È inutile, è così la vita. Al rientro ha trovato i genitori? Al rientro alla vita normale ha trovato i genitori? Sì, questo sì, questo sì. È tornato dopo la casa? Sì, sono tornato con mio figlio, cioè con mio figlio, mia moglie e l'altro mio figlio, perché ho due figli, uno in Svizzera e uno qua a Salò. E con mia moglie siamo andati a visitarlo. Qualche scolaresca così non è andato? No, perché siamo andati là, lo abbiamo girato, io gli ho portato su certi posti che si sono un po' accorti, ma ho sempre fatto il finto tonto e così non ho saputo proprio di tutto, perché ho detto, se dico ciò che è passato è una cosa che anche i miei genitori prendono, diciamo, un conto di guarda cosa è passato, e allora per non dare diciamo, un peso anche a loro di ciò che ho sofferto, perché devo soffrire, devo fare soffrire anche loro. E allora non ho mai detto niente, mai. E dopo, forse dopo, ormai mi sono dato la zappa sui piedi, basta. E allora bisogna prenderlo come viene. Poi sono contento per una parte, sono contento così, quello che mi sentivo dentro, che tenevo sempre dentro, adesso dicono questa testimonianza fa bene anche non solo a me che mi spurgo, ma anche alla gente che non sa cosa c'era o cosa non c'era, bene? E quindi sono cose, le sofferenze sono state tante disagi, specialmente all'inverno. Noi avevamo quasi niente su. Lei deve andare fuori quando c'è la neve, il freddo, il vento, il gelo, con su una giacchettina fina, un paio di pantaloncini, un paio di soccoloni, e dopo a stare là dal mattino alla sera a vedere quanto resiste. Vedi? E questo è il fatto, non è da dire, è che dovevi stare fuori tutto il giorno. E quando andavi dentro trovavi il freddo ancora, perché non c'era il riscaldamento, e dice, beh, quando corro dentro mi scaldo. No, perché l'ambiente era sempre freddo, non c'era il riscaldamento. L'unico riscaldamento era tra di noi, col nostro corpo, che si andava uno sopra l'altro per sentirsi un po' di caldo, vedi? E magari quello che era sopra, quel che era sotto sentiva più, ma quel che era sopra sentiva freddo, anche lui poveretto, e allora tante volte soffriva più degli altri. È inutile, quando eravamo in 130 dentro, penso a lei, su una baracca di 10 o 15 metri per 20, vedete, erano cose un po' disumane, facevano di quelle cose che, dico la verità, Hitler, per carità, ha fatto delle cose proprio che non c'era neanche la minima parte, non c'era più religione là, veramente, più religione c'era.
chiedo un paio di cose. Prima di tutto quanto pesava quando è uscita Io dal campo? pesavo 86 kg quando che ero in Grecia. Prima di prendermi, so che sono andato al Pireo, no, a caricare la sabbia per i fortini, che non si sapeva, là non si sapeva mai niente fino al momento, e quindi sono andato giù al Pireo a prendere la sabbia col cambio, sono venuto e là c'era la barracuna, là mi sono pesato, ero 86 kg. Quindi, e sono andato a casa, c'era mio zio che ha detto vieni qua, voglio pesarti e vedere quanto pesi. Pesavo 29 kg e 300 grammi. Guardi quanta carne avevo lasciato dentro quell'aria. È tutta la mia gioventù. Sono andato che avevo 18 anni e sono venuto fuori nel 45. E sono andato nel 40 e ero già in Grecia io. Pensate, e ho fatto 5 anni via, senza mai sapere niente della famiglia. Mai. Poi le chiedo un'altra cosa, lei diceva che chi lavorava nel Sonderkommando, che era impiegato, un termine allucinante, adesso vabbè, non aveva scampo, dopo ogni 15 giorni venivano uccisi, no? Lei com'è riuscita a salvarsi? No, non era ogni 15 giorni, io ho lavorato 15 giorni, perché dopo sono arrivati gli americani, cioè ormai loro non facevano più quel che potevano fare negli altri lager, come ad Auschwitz oppure anche a Mauthausen, questi campi, loro facevano questi Sonderkommando, scusi, ma non è che lavoravano, li facevano lavorare magari un mese, no, anche 2, e dopo no, quando che era il momento, allora facevano il cambio e questa gente li uccidevano tutti. No. Ma nel mentre stavate facendo questo lavoro, eravate coscienti che sareste stati uccisi? Se eravamo coscienti... Se eravate coscienti che quella sarebbe stata la vostra fine? No. L'ho capito dopo. Loro non te lo dicevano mica, è stato dopo che si è sentito queste Sonderkommando, cioè cos'erano, perché anch'io non lo sapevo. Noi siamo andati, ci prendevano questi, diciamo magari dei comandanti come i sergenti o che avevano un grado di più di quello che del soldato semplice, questi qua dell'SS prendevano 2 o 3 magari sottotenenti o tenenti, venivano là e dicevano 1, 2, 3, una baracca, 10 di questa baracca, 10 di quella, voi dovete fare per un dato termine il Sonderkommando. Allora facevano 15 giorni te, 15 giorni quegli altri, 15 giorni quell'altro, cioè facevano un mese, no, 2 baracche. Però in questo mese, finito il mese, allora subentravano altre 2 baracche e questi qua li eliminavano. Buona fortuna che qua non è successo, però hanno fatto lo stesso Sonderkommando come gli altri posti. Però a noi non ci davano da mangiare come ci davano a quelli degli altri campi di Sonderkommando. Noi eravamo del Sonderkommando per bruciare i nostri compagni, no, perché loro non si interessavano a venire a fare un tanto simile. Allora ci impegnavano noi come Sonderkommando, però avevano paura che invece degli americani arrivassero i russi. Allora avevano timore, perché i russi lavoravano tutti nelle cucine e quindi noi andavamo a lavorare, a sacrificarsi dove c'era da fare le linee, dove c'erano le buche da coprire nei campi, che c'era la terra dura d'inverno, andare là col piccolo barile a fare cosa? Come fai a coprire una buca di una bomba? Tutto per farti morire prima del tempo, cioè ti facevano proprio soffrire. E invece di altri posti, i Sonderkommando, loro avevano un'altra vita, un altro vivere, e in più però no, facevano queste cose
però se lo sapevano, certamente era una cosa un po' dura, ma non lo sapevi mica, l'ho saputo dopo io. Ho detto sono andato a un bel rischio, in una parte sono andato a rischio di essere fucilato, ed è che altro a volte mi fucilano lo stesso, oltre che si lavorava, ero un po', facevo quel che volevo. Lei non ha parlato dei bambini nel campo di concentramento, c'erano bambini e che vita facevano? No, non c'erano bambini, non era come da Auschwitz. A Auschwitz o puramente Birkenau, non c'erano, là c'era donne, uomini, bambini, che questi ragazzini magari facevano anche lavorare a fare qualche mestierino, no, invece là dentro non c'era nessun lavoro, i lavori che facevano c'era soltanto di lavorare nei forni crematori e nelle camere a gas e basta, ma si lavorava più che altro fuori, dentro al lager non c'era lavoro. E il lavoro ti venivano al mattino a prendere, facevano magari 10 adesso da una parte, 15 dall'altra, e li portavano dove c'era lavoro, nelle fabbriche più che altro. Avevano bisogno di armamenti, allora si andava dove facevano le armi, dove facevano tutte le cose di armamento, le bombe a mano, quelle cose lì, i panzi, i carri armati, lavoravo anch'io dentro là. Quindi non c'erano bambini da fare? No, tutta gente, cioè, ragazzi, ragazzotti, soldati, E con le donne avevate delle relazioni? Si è mai innamorato durante quei 7 mesi? Magari eravate tra maschi e femmine, c'era anche qualche sentimento? C'era il campo, quando si lavorava, il campo. Prima non c'era la rete, perché non c'erano le donne, allora c'erano le baracche di qua e anche di là. E quindi dopo, quando sono arrivate le donne che cominciavano a lavorare, allora cosa ha fatto? Ha tirato la rete con la corrente dentro, così nessuno scavalcava, se no andava dall'altra parte. Come fai a innamorarsi? E poi, che linguaggio parlavano? Erano russe donne, si andava tutta sera, non c'era donne, là anche dove si lavorava, non al campo di concentramento, proprio sul posto dove lavoravo, là si usciva, alla sera si andava, c'era un baretto là che vendeva birra, acqua minerale, vino, là, e si andava e c'erano delle marche di prigionieri, non marche buone, che dopo loro li cambiavano, e là c'era sì qualche ragazza, ma come si fanno? Il tedesco non lo sapevo, non lo sapevo l'italiano, l'unica cosa quando ero in Grecia, che ho trovato una Dispilis, una ragazza che si chiamava Dispilis, era l'unica che ho trovato e che ho avuto qualche parola, ma Dio santo, ma chi lo sa, il greco è difficilissimo. Io so che la chiamavamo Dispilis, una ragazza, no, una volta c'era uno che parlava un po' l'italiano, e mi ha detto, ma perché non vai con mia nipote là? Ma cosa gli dicono? Ti dico io cosa ti dico. Tu adesso vai là e gli dici no, se vuol venire con te a passeggiare. E come faccio a sapere, come fai a sapere l'italiano? Digli così, mami paribato il masi, no, se lei dice da, sarei con i russi che dicono sì, allora vai, no, io sono da là, non sapevo più cosa dire, ho dato una strafogliata, era l'unica, e questa ragazza poverina, un po' l'emozione, cosa, ha detto ha detto sì, ecco, lui, allora si andava fuori come quando che si va con i bambini, con la mano
si fa no, ho detto, è meglio in Italia che guarda, quando non si capiscono le lingue è meglio, se si deve parlare Il silenzio. non si sa cosa dire, guarda che è molto difficile, anche là con i tedeschi, io ho imparato solo le cose essenziali proprio. Se no, non capo prima che non volevo impararlo. E c'è mio figlio, quello che è in Svizzera, che lui lo parla come se fosse italiano. Quindi, vedete, dipende. E io ho detto, il gruppo non lo voglio imparare. È già abbastanza che parlo italiano. Basta. Potevo imparare il greco. Sono stato più di un anno, potevo impararlo benissimo. No, potevo imparare anche il tedesco, insomma, guarda, sono stato nel 40, sono stato quasi 2 o 3 anni e quindi per carità è meglio. Ma che non si poteva, anche che lavoravano dentro, non potevi neanche guardarli, si può dire, perché se ti vedevano che fissavi che andavano su a lavorare, queste poverette erano uguali, prendi state più restaurate per niente, allora meglio guardare, schermare, tanto. Scusi, ma 60 anni senza dire niente a nessuno? 60 anni senza dire niente a nessuno? È proprio stata una mancanza di linguaggio, cioè, le mancava la maniera di raccontare tutto questo, no. Era un dolore, era una vergogna. Più che altro, erano che portavano un dolore anche alla gente di famiglia, non per gli altri, no, ma io se dicevo qualcosa a mio padre, mia madre che avevano una certa età, no, mi pareva che con questo dolore soffrissero di più di quello che erano e quindi ho detto è meglio che non dico più niente, no, io ho sofferto e queste sofferenze le porto dentro di me, però adesso vedo che io mi sento più tranquillo e anche no, mi sento come deliberato da un peso che avevo dentro di me, vedi, raccontando queste cose. E allora vado volentieri, dico la verità, non mi interessa se avevo casa a nulla, se anche tante volte arrivo a casa all'1:30, alle 8, no, io alle 7 sono già pronto per andare alle 8 in un'altra scuola. Vedi, non è da dire che mi dà fastidio. No, fin quando posso faccio, quando che non posso più farò un altro. Speriamo sempre che Dio ci dia la forza di poter andare avanti ancora. È così, è inutile. Ma è vero che la sua mamma non l'ha riconosciuto quando è tornato a casa? No, perché lei era là sulla porta. E io aspettavo, no, che magari, e lei era e allora mio padre ha detto ma non vai che è tuo figlio? E lei diceva no, ma io non lo conosco mica. E mi diceva, e lui diceva ma guarda che Enrico è tuo figlio, no? E lei diceva no, non lo conosco mica. Ma dopo è venuta a fare ma sei veramente mio figlio? Ho detto ma mamma sono io, no? Ma fa mamma mia, ma io non ti conosco, ero pelle e ossa, pensate 29 kg 300 grammi da quel peso che pesavo là, e quindi no, anche lo stesso patimento ti porta giù, no? Cioè le fisionomie ti portano un po' fuori dal segnato tante volte, e poverina, anche io non la facevo una cosa, allora è venuta l'anno dopo, mamma mia, no? È una cosa, sono stato veramente mortificato, quel momento là è un momento che insomma, era 5 anni e quasi che non sapevo più niente. E non le hanno chiesto come mai era così patito e come avesse fatto a perdere la forma così? Sì, ma loro sapevano che io ero
più nel campo, cioè che non ero più, che ero con i tedeschi, sapevo perché era prigioniero. sì, perché anche i giornali stessi, no, che c'è stato che i tedeschi hanno preso tutti, ma non potevo sapere soltanto che quando che sono arrivato a casa, allora no, sono rimasti, perché ho detto ma in che condizioni, ma non pensavano che le sofferenze che ho avuto dentro mi hanno portato via la carne, vedi? E allora no, ho detto a Emilio che non sanno niente, perché poi avevo già una certa età, ho detto no, se io racconto queste storie è una cosa dentro di sé che dopo mi dispiaceva, ecco, avevo paura che magari facessero qualche cosa, un coraggio, perché avevo già una certa età. È un complimento che le faccio, ma visto l'età e quello che ha superato, è stato vaccinato per tutto. Sì, Per tutto? Sì, Malattie. Veramente, veramente. Io tante volte mi domando come ho fatto a portare a casa la vita. Tante volte mi domando questo, pensando a tutto ciò che vedevo anche gli altri. No, quando che buttavo dentro queste poverette venute fuori, ho detto mamma mia, chissà la mamma di questo poveretto, chissà magari l'aspettavano e guardano i figli. Cioè erano tutte conseguenze che dentro di sé no, le mettevi sempre dentro e dopo ti danno un certo qual modo un peso, perché non potevi sfogarti, no, né niente, con chi parli? Con nessuno. Ho fatto 7 mesi, ho parlato una volta con un italiano che è stato preso a Genova, che è venuto fuori dal lavoro, poverino, ha fatto una retata, li hanno portati via tutti ed è venuto, era dentro alla mia baracca che doveva essere trasferito su un posto di lavoro e io ho visto che era vestito come me, come adesso con noi, ho detto ma come mai? Allora sono andato là, era là con una fotografia della sua moglie e i suoi 2 piccoli figli e ho detto ma sei italiano? Ha fatto sì, sono di Genova. E come mai? E mi hanno detto che è stato preso, portato là, che doveva essere trasferito no, da un'altra parte. E allora ho detto metti via la fotografia, se te la vedono, oltre che te la strappano, prendi anche un mucchio di legnate. No, e ho detto, guarda, io è già un po' che sono qua, domenica se vai fuori, vieni con me, perché guarda che a domenica portano i carri, se vai fuori da solo, che cascano qualche patata che vai a prendere, guarda che ci lascia la pelle, stai attento. Allora fa sì, allora sto poi ho detto, l'unico che potevo dire qualche parola in italiano. E allora è stata la domenica, è venuto fuori con me. Si andava a frugare nei bidoni per trovare un qualcosa da mangiare, no? E allora si aspettava che tutti si calmassero e infatti sono venuti dentro 2 carri che li portavano sulle cucine dei comandanti e in quel mentre si capisce sono carri non come i nostri, sono tutte quelle le sbarre che qualche patata nel movimento è cascata. E lui, questo qua, ha visto queste 2 o 3 patate cadere, la fame che aveva, lui è corso, io ho fatto per trattenerlo, magari non avevo più forze, non avevo neanche più forze, è andato là a prendere queste patate e mi faceva vedere che mentre mi fa vedere, sento una raffica di mitra, c'era un ragazzotto di quelli che era in giro, che non è andato fuori, e l'ha visto, prende queste patate lì, ha sparato per 3 patate, ha ucciso una persona, vedete no? E allora sono andato là a prendere queste patate, mi ha detto di portarle fuori dai crematori, l'ho preso, sono andato a prendere una carriola, l'ho caricato, l'ho portato là, l'ho bruciato, vedete, per 3 patate e infatti non ho più parlato con nessuno, c'era 3.000 passa italiani dentro e non sono stato mai capace di trovarne uno. Perché? Perché no? Quando che si andava fuori a lavorare ci prendevano 10 di queste baracche e non
si mischiava con le altre baracche. Cioè queste qua devono andare a lavorare e devono ritornare qua dentro, no? Perché avevano paura magari immischiandosi, che dopo magari avevano paura delle fughe quando che si andava fuori a lavorare. Ma come si poteva scappare? Che avevi sempre 3 o 4 che ti guardavano tutti i movimenti che facevi. E quindi là io non l'ho mai provato un italiano. E si poteva camminare alla domenica quando che avevi più niente da fare, sempre su un tot di corsia, sempre fuori, dove c'era da una baracca all'altra, c'era come si chiama, la corsia delle strade, non tanto grande, e là dovevi camminare avanti, indietro, tutta la giornata, magari, vedi. Veniva rispettata la domenica lì. Sì, le rispettavano, per loro sì, ma noi ti facevano lavorare, ti facevano andare in giro con i carri a caricare tutti i morti, magari 2 carri da morti, portarli là, non avevamo neanche la forza di stare in piedi e ci facevano trainare quei carri là, no? Pensate, a noi ci facevano lavorare lo stesso, loro sì che si divertivano, andavano da una parte all'altra, allora la domenica non lavoravano, andavano a divertirsi fuori. Però c'era sempre quei 2 o 3 che bisogna stare attenti perché non li vedevi neanche e magari facevo qualcosa, ti vedevano, ti sparavano. Non dicevano mica, cosa fai là? No, loro ti sparavano e basta. Chiuso. Avevo questo compito. Da chi? Da Hitler. Era lui che aveva in mano tutto il campo, qualsiasi campo. C'è mai stato qualche gesto di gentilezza, chiamiamola gentilezza, rispetto a tutto quello che subivate da parte delle guardie, diciamo? Niente. Erano ragazzi, ma erano peggio di una certa età anziani, perché quelli che avevano circa 30 anni, 35, così, li hanno portati via tutti, li hanno mandati tutti a fronte, perché il fronte era vasto, aveva bisogno di uomini. E allora cosa ha messo? Tutti questi ragazzotti che loro facevano soltanto casino e nient'altro, loro prendevano i Doberman, i cani, andavano in giro perché si divertivano e allora magari passavi perché non li salutavi, dovevi dire a Hitler, no, allora cosa facevano? Ti mandavano il cane, una parola, ti veniva là, ti azzannava, dopo aveva dei denti così, ti prendevano o la polpacci o le braccia e ti lasciavano i segni. Dove andavi dopo a farti medicare? Che l'infermiera non c'era nessuno, vedi? Era un po', ma nessuno non si è mai azzardato di dire no, aspetta che faccio l'opera pia. Niente, uno peggio dell'altro. C'erano quelli che avevano un po' di buon senso quando è stato il momento, hanno tagliato la corda, e quelli invece che avevano Hitler dentro la testa sono rimasti là e li hanno uccisi tutti. Perché gli hanno detto di arrendersi e loro niente, dicono che hanno il chiodo dentro alla testa i tedeschi, ma ce l'hanno sul suolo, veramente. E infatti li hanno uccisi tutti, piuttosto che arrendersi. Ecco. No, per quello sono gente che loro avevano soltanto in mente la grandezza e il potere e basta. Perché loro avevano questo compito, per loro era una grande gioia. Anzi, si divertivano tante volte a prendere la gente come volevano loro. Magari passavi senza saperlo, bastonate, sentivi quelle bastonate, no, o di quelle pedate che sono state ti facevano male, no? E quindi, vedi, come per divertimento, dopo magari ridevano, cantavano, facevano tutti quei canti che si mettevano magari 15-20 là in giro e cominciavano a battere con i piedi e poi cantavano quelle canzoni tedesche là,
che ti veniva perfino il volta stomaco, ma la Madonna Santissima, ho detto no, oltre che sono brutta gente anche cantano, e cantavano, oltre che ti hanno fatto male, cantavano anche, vedete? È inutile. Poi senza qualche velone dentro alla sera la domenica ubriachi, bisognava stare attenti. Buona fortuna che alle 7 ci mandavano a dormire nelle baracche, se no tante volte venivano là a battere le baracche per farci svegliare e parlare in tedesco. Come dire, svegliano. Ho detto, ma cosa c'è, Dio santo? E erano ubriachi, fradici, gioventù bruciata proprio. Vedi? E allora come lo fai? È stata un'esperienza che mai dimenticherò mai. Veramente. Lei ha conosciuto altre persone che hanno lavorato nei forni crematori? Sto pensando ad esempio a Shlomo Venezia, che era ad Auschwitz, o non ha avuto maniera ad esempio di leggere qualcosa sui libri? Io ho trovato solo quando che sono andato, mi sembra a Trento. Sono andato a Trento e ho trovato uno che è stato a Buchenwald, vicino a Dachau, a Buchenwald. E allora mi ha detto che il campo là era molto differente da Dachau, cioè c'erano gente anche là che erano un po', diciamo, disumani, però non come Dachau. Dachau è stato il primo campo che è stato formato da Hitler del 1933. Nel 1933 questo campo non era campo di concentramento, era una polveriera nel 1933 questo campo. Lì c'era una polveriera. Dopo la gente ha reclamato che aveva paura, che era troppo vicino a Monaco, e allora l'hanno spostato non so dove. E là Hitler ha preso e si è possessato, ha fatto un campo. E chi ha messo dentro? Tutta gente che non aveva voglia di lavorare, omosessuali, gente zingari, e li mettevo dentro là. E quindi là dopo c'erano dei comandanti, è arrivato tedeschi e hanno fatto un campo di concentramento di questa gente che dopo li hanno uccisi tutti. Quando che ha cominciato la guerra nel 40, tra il 39 e il 40, questa gente non ha più vissuto, li hanno uccisi tutti. E allora nel 39, allora dato che vedeva che c'era tanta gente e non faceva le fosse comuni, non aveva spazio, allora cosa ha fatto? Ha cominciato a fare i forni crematori e le camere a gas. Bene, e dopo questo campo è diventato il primo campo e l'ultimo campo che è stato liberato. Vedete? Perché i russi sono arrivati molto prima come si chiama? Che sono arrivati a Berlino molto prima. Allora i campi vicino come Auschwitz e tutti gli altri sono stati liberati prima. Questo è stato l'ultimo campo, o il penultimo campo che è stato liberato. È stato liberato alla fine di aprile, invece gli altri sono stati liberati prima. È inutile. Pensate che Hitler quando che lui era dentro questo bunker, è stato un anno di più che non usciva più, e quindi lui dava ordini e basta. E dava ordine a quei pochi dell'SS, proprio i fanatici,
di ancora combattere, che c'erano i russi alle porte di Berlino, lui voleva che li mandava via, ma dove siamo? No? Era proprio fuori di matto, è andato fuori di matto, e fuori di testa è andato, e quindi vedi, e dopo è capitato quello che è capitato. Se era qua lì, non so come andava a finire. Facciamo un altro applauso per ringraziare. Ringraziamo tutti per la partecipazione, penso che sia stata una serata importante per tutti, insomma testimoni oculari di eventi così tragici ormai non ne restano molti e quindi sì, è una fortuna poterli sentire. E noi vi ricordiamo, anzi prima volevo ricordare che domani sera Enrico è a Santa Croce, il patronato, che se qualcuno volesse, che non ha, c'è un libro che è l'ultimo sonda al comando, e eventualmente c'è anche un DVD e domani sera eventualmente chi fosse interessato può trovarli lì a Santa Croce. Perché io non posso venire lì, invece il giornalista che è quello che ha fatto Roma là, lui è a contatto con la Rizzoli, e allora porta a casa anche dei pacchi di libri. Dove si va, dove siamo sempre andati, li mette fuori, li comprano. Quindi quando ha detto io non posso venire qua perché è via, fa anche il giornale, quindi è andato per via del giornale che è il Corriere della Sera. E ha detto però domani sera se c'è gente che vuole dei libri o qualcosa venga che gli do qua. Sì, domani sera a Santa Croce il patronato può trovare sia il libro eventualmente che il Costa €9, ma un bel libro. Io quelli che mi hanno detto, quelli che hanno detto che è molto bello. C'è un ragazzo là vicino a me che ha detto io l'ho letto tutto in una sera perché a lasciarlo là mi sembrava una cosa, mi piaceva sempre perché dà la sensazione sempre di poter leggere per sapere di più di quello, e ha detto bellissimo. Lui buono, ho detto io, a dire la verità non so neanche cosa c'è scritto, però l'ho visto. E poi ricordiamo il prossimo appuntamento qui a Battistei tra 2 settimane, quindi il venerdì 23 maggio avremo ospite Ottone Baggio che è un costruttore di aerei, è un signore che costruisce aerei che volano e ne ha costruito uno che si chiama l'aereo Gallo, che ha forma di gallo. Avremo ospite lui che l'ha fatto, l'artista che l'ha dipinto e anche il pilota, quindi vi invitiamo tutti. E un'ultima cosa, nel tavolo fuori, perché dentro non ci stava, trovate materiale informativo, volantini per le prossime serate per chi è interessato, e anche un foglio dove potete lasciarci la vostra mail se volete ricevere la mail con i prossimi appuntamenti. E basta, grazie a tutti per la presenza. Grazie. Dopo io vi farò la dedica sul libro. Ormai vedo mia nonna che è là sulla porta della casa, e io la guardavo, lei mi guardava,
Allora mio padre ha detto, ma vai a abbracciare tuo figlio, adesso che è qua, che hai sempre pianto perché non sapevo più niente, adesso che è qua, vai a abbracciarlo. E allora lei poverina viene avanti e mi dice, ma tu sei veramente mio figlio? Pensate, ma la mamma non riconosce il figlio. Ero proprio agli estremi. Allora non fa la porta al piangere, mi dice, ma tu sei pelle e ossa, io non ti conoscevo più. Allora l'ho presa, l'ho abbracciata e ho detto, mamma, vedi questo pezzo di pane, questa è una donna come te, è morta per darmi questo pezzo di pane. Io l'ho portato a casa come un nemico e lei ha preso, no? Ci siamo abbracciati, poi l'ho portato in chiesa come un donativo. Vedi? E in quel momento sono cose